Di nuovo in diretta su Rete Veneta, subito da Fabio Fioravanti con Stefano Bozzi da Barcis. Fabio. Situazione a Barcis vorrei dire di disinformazione, di confusione. Allora, noi siamo dalla parte opposta del campo base che, se ci spostiamo un attimo, vedete è in fondo, dove praticamente non ci sono più mezzi. I giornalisti, i colleghi erano andati al campo base, adesso stanno tornando verso il posto di blocco. Qualcuno si è fermato a chiederci dicendo che al campo base non c'è più nessuno, mentre si stanno spostando adesso diversi colleghi sono qua proprio dove siamo noi alle nostre spalle, dove ci siamo fermati come altri, ci siamo fermati perché, se vedete, ci sono mezzi dei vigili del fuoco parcheggiati qua. Pensate, per dargli il senso della confusione, che cercando di capire dove andare, perché l'ultima notizia che era emersa era quella di un ritrovamento della vettura di Filippo, ritrovamento per probabile, per certo, per escluso. Si parlava di un parcheggio, ma i parcheggi non sono così tanti e francamente la vettura non si vede. Seguendo i carabinieri, una troupe di porta a porta che poi ci ha chiesto informazioni, perché noi siamo i primi che sono arrivati rispetto a tutte le testate nazionali. Seguì i carabinieri per capire dove andavano. I carabinieri sono scesi dalla macchina, hanno fermati e hanno voluto i documenti chiedendo chi siete, perché siete qua, cosa volete. Tenete presente, noi siamo arrivati al posto di blocco, le immagini non so se Stefano sia riuscito ancora a trasferirle, perché al posto di blocco non c'è linea telefonica, non ci si può collegare. Ci siamo arrivati dietro le macchine di vigili del fuoco, ci hanno fatto i carabinieri e ci hanno detto di fermarci. Non è bastato che ci fermassimo, hanno preteso che scendessimo a valle. La strada dove c'è il posto di blocco è quella che vedete da questa parte, che sale, che si inerpica. E pensate, io cito porta a porta, che lo trovo anche abbastanza curioso, lungo il percorso più volte mi ha chiamato per dire: ma la strada è questa, quella con gli alberi rossi, questa che va in montagna, né nulla, è quella che porta una frazione che scavalca e poi scende e arriva a Piancavallo, strada che dal 15 novembre è normalmente interrotta. Poco dopo il posto di blocco c'è addirittura una sbarra, ci dicevano i colleghi più informati. Hanno semplicemente, le forze dell'ordine, applicato un'ordinanza dei sindaci di Barcis e Piancavallo che chiude questa strada d'inverno perché non la si può manutentare, con il ghiaccio diventa pericolosa. Noi siamo a valle, nel nulla informativo, nel senso che ci si rincorre dandosi notizie che sono da verificare. Abbiamo appena saputo che pare la procura abbia dato la conferma ufficiale, purtroppo, che il corpo della ragazza ritrovata sia quella della ragazza di cui si sperava, anche se la speranza era minima, ci potesse ancora essere in vita. Pensate, addirittura nelle favole metropolitane che circolano, addirittura c'è chi avrebbe detto, ipotizzato, ma ripeto, la riferiamo come una fantasia, che avrebbero trovato sulla montagna Filippo e che il posto di blocco sarebbe perché lui è là e lo stanno interrogando. Ci sembra veramente una notizia destituita di ogni ragionevole credibilità, ma è per dare il senso della confusione che aleggia qui attorno a Barcis, dove tutti girano, salgono e scendono. Abbiamo visto tutti i colleghi andare dal posto di blocco, che ripeto è la parte opposta del lago, a questo parcheggio, al campo base, cercando di avere qualche informazione, di vedere qualcosa, ma forze dell'ordine, magistrati sono tutti nel massimo riservo. Per quanto ne so io, nessuno ha parlato con nessuno, perché tutto viene confermato a tutti i colleghi che chiedono se qualcuno ha avuto modo di parlare con qualcun altro, e tutti dicono: nessuno ha detto nulla, né i magistrati, né prima i vigili del fuoco, né poi i carabinieri. Chi conosce le persone ha visto salire il medico legale. Sappiamo, hanno detto che stava arrivando il procuratore di Pordenone, sembrava venisse anche quello di Venezia. Sto vedendo anche in questo istante altri colleghi che ci stanno spostando, ma veramente stiamo andando così a tentoni, cercando di fare l'unica informazione che possiamo, che è quella di quello che ci dicono gli occhi, perché ripeto, le orecchie in questo senso non servono se non per sentire storie, favole, leggende metropolitane. Parrebbe che lo stesso ritrovamento dell'auto lo sia, perché in tutto questo. Torreglia. Dobbiamo andare avanti ha chiuso. dinamiche e confidiamo ancora nel lavoro degli investigatori.
per il prosieguo, non vorrei aggiungere altro. Il procuratore ha fatto un appello affinché Filippo si costituisca. Mi sembra giusto, mi sembra corretto, non ne avevo dubbi, glielo ribadisco a questo punto anch'io. È un momento in cui dobbiamo però, almeno per adesso, stringerci attorno alla famiglia, chiediamo anche un po' di discrezione se possibile, anche perché adesso non ci sarebbe molto da aggiungere se non quello che purtroppo già sappiamo e in parte ci aspettavamo. Le posso chiedere, il papà appunto di Giulia abbiamo visto è stato accompagnato dalle forze dell'ordine, dove si trova in questo momento, qualche piccolo dettaglio? Su questo non mi voglio esprimere, in questo momento su questo non mi esprimo. Senta, la famiglia è stata nel dolore, c'è un via vai di amici, di parenti, è un momento anche di tutta la comunità. È una famiglia straordinaria, è una comunità straordinaria, credo che sia bello questo. Ma non avevo dubbi francamente, anche perché lo abbiamo visto in questi giorni, tutta l'Italia si è stretta intorno a questa però purtroppo ennesima tragedia e credo che su questo dovremo fare tutti una riflessione anche per il futuro, perché non ne possiamo più francamente. Vuole fare anche lei un appello a Filippo? Credo che l'appello del procuratore sia certamente più autorevole del mio, però certamente mi ci unisco, è chiaro. Avete sentito per caso la famiglia, si è fatta sentire la famiglia di Filippo Turetta? Non so nulla di questo, non mi esprimo. Grazie a voi. Grazie. Ecco. Ecco Cristian, queste sono le ultime dichiarazioni dell'avvocato Stefano Tigani, l'avvocato della famiglia Cecchettin. L'abbiamo nuovamente raggiunto con Simone Merlo, è appena uscito da casa della famiglia, nonostante fortemente provato, come hai visto, ha voluto fermarsi ancora una volta con noi cronisti, rilasciandoci questa seppur breve dichiarazione molto intensa. A sua volta ha rilanciato un appello a Filippo perché si costituisca, riprendendo l'appello lanciato dal procuratore capo della Repubblica di Venezia, Bruno Cherchi, che appunto, incontrando la stampa, ha rilasciato anzi una dichiarazione all'ANSA, rivolgendosi direttamente a Filippo Turetta, ripeto, per convincerlo a costituirsi. È un appello, ha spiegato così ai giornalisti il procuratore capo Bruno Cherchi, alla ragazza, affinché si costituisca e possa dare la propria versione dei fatti. Speravamo, continua il procuratore capo, di non dover dare questa notizia, cioè il ritrovamento del corpo privo di vita di Giulia. Ha proseguito ripercorrendo un po' i fatti di questa ultima settimana, e ha detto come sia molto importante per Filippo e per se stesso e anche per alleviare la grande sofferenza della sua famiglia di origine, di costituirsi. Per questo, conclude il procuratore capo Cherchi, ribadisco, non continui questa sua fuga e si costituisca. Ecco, ho letto testualmente dall'ANSA l'appello del procuratore capo, ripreso appunto dal collega dell'ANSA, e proprio nell'ANSA dovrebbe uscire, se non è già stata battuta, la notizia che ripercorreva che dava poco fa il collega da Barcis, e cioè che i carabinieri della locale stazione, quindi quelli di Barcis, smentirebbero la notizia del ritrovamento dell'auto nel parcheggio di Barcis. Questa è una notizia che, se non è uscita adesso, verrà battuta a breve dall'ANSA, così mi diceva il collega dell'ANSA che è qui presente, qui a Vigonovo. Vero è che comunque da altre fonti arriva questa notizia, quindi noi ci scusiamo anche con i nostri telespettatori, ma questo è quanto noi
diciamo sentendo più fonti. Poi succede che le notizie si rincorrono e una fonte smentisce l'altra, sempre le fonti investigative. E quindi da Vigonovo è tutto. Come hai sentito, Christian, l'avvocato Tigani, l'avvocato della famiglia Cecchettin e di Giulia, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione in merito al fatto se i familiari di Filippo si siano sentiti con la famiglia di Giulia. E quindi da Vigonovo è tutto. Adesso qui abbiamo visto c'è un via vai di gente che viene a portare il proprio saluto e la propria solidarietà alla famiglia dopo che è arrivata questa tragica notizia. Abbiamo visto gente con bigliettini, mazzi di fiori, gente molto commossa, e adesso anche i componenti dell'associazione Penelope si stanno avvicendando. Insomma, è un momento molto particolare, di grande dolore, di grande sofferenza anche per noi dover dare questa notizia. Da Vigonovo è tutto per il momento, ti restituisco la linea, Christian. Grazie Anna Maria, grazie a te e Simone Merlo. Stiamo documentando in tempo reale quello che sta accadendo. Come sempre è chiaro che in questi casi è più difficile perché si ha a che fare con l'orrore, perché di questo stiamo parlando, e quindi non è facile maneggiare l'orrore e soprattutto non è facile farlo quando la vicenda è ancora aperta, perché al momento attuale noi non sappiamo se Filippo sia ancora vivo, dove si trovi. Non sappiamo se l'auto è stata ritrovata, se per caso si trova a Barcis, se magari è stata individuata in un'altra zona, in un altro territorio. La mappa ve l'abbiamo riproposta tante volte, continueremo a farlo per tutta questa edizione straordinaria, però appunto gli interrogativi a questo punto si sommano, si fondono e si confondono. Anna De Roberto, la vedo pronta. Anna De Roberto, che è ovviamente a Torreglia. Prima mi sono sbagliato, ho lanciato Anna Maria Parisi. Anna Maria Parisi è a Vigonovo e la nostra Anna De Roberto con Federico Cibotto a Torreglia. Anna Maria. Anna, scusa. Sì, Cristian, tranquillo, ma insomma immagino, sono ore di diretta difficili anche per voi da studio, insomma, che ricevete continuamente notizie, aggiornamenti, notizie e smentite come quella, ricordiamo, della macchina di Filippo che sarebbe stata trovata nei pressi del lago di Barcis, invece pare non sia la sua. Vi vogliamo portare con l'aiuto di Federico Cibotto vicinissimi all'abitazione della famiglia Turetta. Perché? Perché in queste ore si sta creando un cordone di protezione attorno alla famiglia, di protezione perché ci sono 3 entrate qui in questo condominio, un'entrata principale, un'entrata come dire secondaria, e poi c'è un altro ingresso che praticamente avviene, l'accesso parte proprio dal parcheggio, quello che vedete lì, ecco, quello è il parcheggio dove in questi giorni si trovava parcheggiata l'auto della famiglia. Da qui si accede al garage e c'è una terza entrata. Perché vi stiamo facendo vedere questo? Perché ieri i giornalisti hanno stazionato proprio qui. Vieni Federico, questo è l'ingresso principale dell'abitazione, hanno stazionato qui, guardate, questo è il campanello della la famiglia Turetta, eccolo qua. Noi abbiamo provato anche ad entrare, l'appartamento dovrebbe essere al secondo piano, ma non c'è il campanello diciamo davanti alla porta, non c'è la scritta della famiglia Turetta, ma non ce ne sono tante, quindi non siamo stati in grado di capire quale fosse la casa l'appartamento dove abita la famiglia. Insomma, ieri abbiamo aspettato a questa porta la famiglia per provare a fare 2 parole con loro, ma apposta con i carabinieri hanno scelto un'entrata secondaria. Questa mattina i giornalisti erano appostati qui, vedete appunto, come vi dicevo, dall'entrata quella per i garage, ed è da qui che è uscito Nicola. Erano le 9:30, è uscito proprio praticamente dall'ingresso
Vediamo se ce la facciamo, Federico, a fare 2 scale. Ci fermiamo magari qui. L'ingresso che si trova proprio dietro questo angolo. Da lì è uscito Nicola, quindi cercando in qualche modo di eludere l'ingresso principale, di eludere la presenza dei giornalisti per non rilasciare dichiarazioni. Immaginiamo che la sua uscita alle 9:30 del mattino fosse un'uscita già per andare dai carabinieri di Venezia, perché a quell'ora già il corpo di una donna era stato ritrovato. Poi ovviamente si è scoperto che era il corpo di Giulia Cecchettin, perché i vestiti indossati da quel corpo sono assolutamente compatibili con i vestiti che la ragazza indossava la sera di sabato 11. Che cosa significa questo? Che la famiglia, dopo aver parlato alle telecamere, aver cercato anche in qualche modo le telecamere, anche attraverso le parole dell'avvocato, per fare degli appelli, non solo affinché Giulia possa tornare a casa, ma anche affinché il figlio possa tornare, non c'è problema, non avere paura, se anche è successo qualcosa noi siamo qui. Filippo, amore, ti voglio bene, ti aspetto, sono le parole che ha reso ai nostri microfoni papà Nicola. Oggi invece davvero si sceglie il silenzio, perché la notizia è una notizia agghiacciante e la speranza in qualche modo è finita, e si avvicina come dire, il terribile sospetto che anche Filippo possa aver scelto di farla finita e raggiungere così, insomma, nell'aldilà la sua amata Giulia, evidentemente a questo punto. Quindi questo è un po' il punto in cui si sta cercando di ragionare, ed è anche per questo che la famiglia ha scelto davvero di non rilasciare alcun tipo di dichiarazioni, e che anche nella giornata di oggi potrebbe scegliere di, come dire, confondere anche i giornalisti che sono qui da questa mattina per provare a fare 2 parole, scegliendo appunto una di queste entrate secondarie da cui papà era uscito ieri insieme ai carabinieri. Per cui abbiamo la conferma che si trovano a Venezia, però sarebbero arrivati a Venezia già intorno alle 10 di questa mattina, sono quasi le 4 del pomeriggio. Che cosa è successo? Dov'è la famiglia di Filippo? L'avvocato ancora non ci risponde. C'è una seconda ipotesi, ovvero che la famiglia di Filippo sia andata da dei parenti o da degli amici, cioè abbia scelto in queste ore comunque di attesa, trepidante attesa, perché ovviamente sono sulle tracce della macchina di Filippo, abbia scelto di consumare questa attesa lontano dai riflettori delle telecamere e magari in una casa amica, nella casa di parenti, perché è difficile immaginare che i genitori siano ancora dai carabinieri e vi abbiano passato 6-7 ore, come appunto sarebbe se vi fossero arrivati davvero questa mattina alle 9. Quindi Christian, possiamo ipotizzare che la famiglia abbia scelto di ritirarsi in casa di amici o parenti in questo momento. Continuiamo noi a cercare di capire se l'avvocato può rilasciarci qualche dichiarazione, quindi noi comunque restiamo qui per avere qualche notizia, anche capire che cosa si siano detti questa mattina. Però ecco, le speranze di riuscire a parlare con la famiglia di Filippo sono ridotte al lumicino, proprio perché abbiamo notato come in queste ultime ore abbiano cercato in tutti i modi di eludere il contatto con i giornalisti. Grazie davvero, ed è naturale che stia avvenendo questo, perché si è passati meno di 24 ore da un'accusa di tentato omicidio a un'accusa di omicidio, e 24 ore fa parlavamo di un ragazzo scomparso al pari della sua ragazza. C'erano tante congetture, c'erano tanti interrogativi, ma non c'erano riscontri. Da ieri mattina invece il corso degli eventi è cambiato con l'iscrizione nel registro degli indagati di Filippo Turetta, 22 anni, così come 22 anni aveva, e dobbiamo utilizzare il passato a Giulia Cecchettin. Allora, Anna De Roberto lo ha citato, lo ha evocato, il papà di Filippo, che nei giorni scorsi ha lanciato accorati appelli. All'inizio della settimana un appello congiunto con il papà di Giulia: ritornate ragazzi, ritornate.
e poi di lì le strade dei due padri si sono come separate. E vi faccio risentire l'appello, l'ultimo appello lanciato poche ore prima dell'iscrizione sul registro degli indagati del figlio Filippo, del papà, del padre di Filippo. Filippo, amore, ritorna. Sentite. Ragazzi, se ci vedete tornate. Filippo, amore, siamo qua, ti aspettiamo, qualsiasi cosa sia successa fatevi sentire, venite a casa e qualsiasi cosa si risolve. Nicola Turetta, all'uscita della caserma dei Carabinieri di Teolo, ripete l'appello accorato a Filippo e Giulia. Il percorso in auto del figlio è ancora poco chiaro. Filippo con sé aveva contanti, le zone del Bellunese, del Pordenonese, dice il papà, le conosceva per la sua passione del trekking. Purtroppo ancora non abbiamo nessuna novità, abbiamo sempre queste speranze che ci lasciano comunque ancora viva di trovarli, perché però anche queste segnalazioni non si ha ben capito quali siano quelle più reali, insomma, però sembra che ci sia la macchina comunque è in movimento, insomma. La macchina è stata vista in più punti, ma non ci sono conferme degli ultimi avvistamenti, neppure quelli verso il confine con l'Austria. Però le ricerche continuano e c'è la speranza che la cosa si risolva, che i ragazzi soprattutto tornino a casa, stiano bene. Sulla questione della laurea e la possibilità che Filippo fosse preoccupato per questo traguardo di Giulia, papà Nicola risponde così. Lui era orgoglioso di lei che si laureasse, quindi questo aspetto non lo so. Lui gli mancavano ancora 3 esami, quindi sarebbe andato alla sessione di marzo. Filippo sembrava tranquillo. I genitori sono preoccupati per la descrizione fatta finora del figlio e ribadiscono che il ragazzo voleva molto bene a Giulia. Questa cosa sembra che è uscita, che sembra che fosse quasi stalking il suo, che la ragazza, cioè, no, praticamente so che la Giulia ha continuato a uscire, usciva tranquillamente con lui, non è che fosse ansiosa o sapesse di essere, cioè andava, passava il pomeriggio con lui, andava al McDonald's e quindi era tranquilla. Che poi lui avesse forse la speranza di tornare con lei, sì, perché dopo era già successo anche che si erano lasciati anche nella precedente ancora a marzo la prima volta, poi insomma poi si frequentavano comunque in tutti questi 2 o 3 anni, cioè lei la loro relazione che io sappia insomma non è toccato neanche mai con neanche un cappello. Queste le parole del papà di Filippo, le ultime parole pubbliche prima che gli eventi precipitassero nella giornata di ieri con l'accusa di tentato omicidio formulata nei confronti del figlio Filippo, che al momento non si trova, è vivo, è morto, è in fuga. È in Italia, è in Austria, dove si trova Filippo. Lo zio di Giulia, poi magari ve lo faremo risentire, ieri sera, quando ancora c'era la speranza, parlava di malghe, parlava di un rifugio possibile in qualche malga, in qualche casa disabitata, in qualche seconda casa utilizzata solitamente nel periodo turistico. Quelle parole facevano rabbrividire. E un tassello ulteriore è stato messo in questo puzzle intricatissimo dal cugino di Giulia, Giovanni, che sempre ieri sera, quando la speranza era accesa, ha detto, secondo me, secondo noi, Filippo ha un secondo telefonino e sta utilizzando un secondo telefonino. E ha detto un'altra cosa anche Giovanni, ovvero Filippo guidava male. Anche questo è un elemento, sentite. Io tuttavia sono ancora fiducioso che Giulia, insomma, nonostante magari non stia bene, sia ancora viva
perché appunto finché, non so come spiegarlo, però io sento qualcosa qua e questo qualcosa mi dice che Giulia è ancora viva e che comunque ci sta pensando, e io finché non sento che qualcosa si rompe qua, io ho questa convinzione. Sì, insomma, è stata una giornata intensa, perché sì, le novità sono state tante, purtroppo non sono state piacevoli affatto, però comunque dobbiamo tenere appunto l'attenzione alta e i nervi saldi, perché questi ci permettono di restare lucidi e di continuare appunto ad essere di aiuto, ecco. Io ho visto Filippo un paio di volte, una a casa mia quando è venuto a prendere Giulia per andare a fare un giro assieme, avevo visto la sua macchina e sono anche in grado di dire che lui non era molto bravo a guidare, la macchina gli era anche morta nel cortile e insomma non avevo visto particolare esperienza nella guida, nonostante magari avesse la patente da un po' di tempo. Poi l'ho visto un'altra volta al compleanno di mio cugino Davide, proprio in questa casa. Eravamo usciti col cane, avevamo parlato, avevamo scherzato, avevamo mangiato la torta assieme. Sì, ho visto un ragazzo come tanti, quindi non voglio soffermarmi sul fatto di quanto una persona potesse essere magari decifrata prima, ma appunto qui si tratta secondo me di un momento appunto di collera, di un momento in cui magari una persona non è più stata in grado di vederci. Voglio sottolineare che... Quindi tu non lo credi capace di aver organizzato tutto? Questo non lo possiamo sapere, però io sono sempre fiducioso nel fatto che non sia così e che non fosse una cosa premeditata. Tuttavia, appunto, ci tengo a dire che non è importante quello che è successo e che noi come famiglia siamo pronti a perdonare Filippo qualsiasi cosa abbia fatto. E voglio che tu stia sereno, Filippo, perché sia io che i tuoi genitori e tuo fratello sono pronti a perdonare, a passare sopra questa cosa, ok? A noi basta che tornate a casa e che tu ci riporti Giulia, ok? Poi ci sarà... Insomma, qualsiasi cosa sia successa, anche se lei magari non sta proprio bene, c'è la possibilità di recuperare, poi Giulia starà bene e potremo insomma andare avanti, magari festeggiare prima la sua laurea, poi la tua, insomma non preoccuparti, però l'importante è che vieni a casa e che venite a casa. Ci sono dei nostri pensieri che magari si riveleranno veri, bisognerà capirlo, ma secondo noi ci deve essere un altro telefono. Questo è tutto quello che posso dire, ma non ne siamo sicuri, però ci sono delle cose che ce lo fanno pensare. Ecco, E anche perché il telefono di Filippo risulta irraggiungibile, ma comunque parte dei tragitti che sono stati fatti con la macchina sono uguali, proprio corrispondono tratto per tratto agli itinerari di Google Maps, e quindi sicuramente si può essere servito di qualsiasi dispositivo dotato di connessione ad internet o con delle mappe scaricate che corrisponde a Google Maps. come mai avete questo sospetto? Beh, l'ho detto, per la questione dell'itinerario. Potrebbe essere un telefonino caricato con una SIM a credito che si può trovare dai tabacchini, ok? Quindi insomma è una nostra idea. Ovviamente se qualsiasi persona, un amico, un parente sa qualcosa, ecco, ce lo dica, perché potrebbe essere una chiave di svolta, ecco, perché avremo un indirizzo certo di dove si trova, ecco. Così ieri sera il cugino di Giulia. Chiaro, c'era ancora la speranza, c'era tanta speranza, perché i familiari di Giulia fino all'ultimo erano fiduciosi, erano convintamente fiduciosi, ma al netto di questo il cugino dice potrebbe esserci un secondo telefonino, e con questo secondo telefonino Filippo si è mosso, se non altro per utilizzare le mappe, proprio lui che, secondo le parole del cugino, non guidava benissimo, quindi non era un guidatore provetto, così ci riferisce. Questa era un po' l'opinione anche degli amici, quindi com'è stato possibile che un ragazzo che magari non guidava nemmeno benissimo abbia potuto fare tutto questo e in qualche modo fuggire per giorni e giorni
alle forze dell'ordine. Poi avete visto, c'è anche questa telecamera a Piancavallo che per 4 giorni di fatto non ha funzionato, o perlomeno funzionava, continuava a riprendere le immagini, i frame, ma non era operativa, non era funzionante, era in manutenzione. Anche questo è chiaramente un aspetto sul quale ci sarà sicuramente molta attenzione nei prossimi giorni. Io tornerei sulle parole che avete sentito solo in parte poco fa pronunciate dall'avvocato Stefano Tigani, che è l'avvocato della famiglia di Giulia Cecchettin. Anche a commento delle parole del procuratore di Venezia Bruno Cherchi, che ha di fatto lanciato un appello a Filippo, quello di farsi avanti, di costituirsi, quindi parole che denotano sì un ultimatum, ma allo stesso tempo la mezza convinzione, l'ipotesi che Filippo sia ancora vivo. Ma sentiamo le parole dell'avvocato Tigani. Sono riuscito a avvisare il papà prima che lo sapesse da altre fonti. È una giornata tragica, dolorosa, e dobbiamo andare avanti, e adesso è il momento anche dell'accertamento delle responsabilità, delle dinamiche, e confidiamo ancora nel lavoro degli investigatori per il prosieguo, non vorrei aggiungere altro. Il procuratore ha fatto un appello affinché Filippo si costituisca. Mi sembra giusto, mi sembra corretto, non ne avevo dubbi, glielo ribadisco a questo punto anch'io. È un momento in cui dobbiamo però, almeno per adesso, stringerci attorno alla famiglia. Chiediamo anche un po' di discrezione se possibile, anche perché adesso non ci sarebbe molto da aggiungere se non quello che purtroppo già sappiamo e in parte ci aspettavamo. Le posso chiedere, il papà appunto di Giulia, abbiamo visto, è stato accompagnato dalle forze dell'ordine, dove si trova in questo momento, qualche piccolo dettaglio? No, questo non mi voglio esprimere. In questo momento su questo non mi esprimo. Senta, la famiglia è stata nel dolore, c'è un via vai di amici, di parenti, è un momento anche di tutta la comunità. È una famiglia straordinaria, è una comunità straordinaria, credo che sia bello questo, ma non avevo dubbi francamente, anche perché lo abbiamo visto in questi giorni, tutta l'Italia si è stretta intorno a questa però purtroppo ennesima tragedia, e credo che su questo dovremo fare tutti una riflessione anche per il futuro, perché non ne possiamo più, francamente. Vuole fare anche lei un appello a Filippo? Credo che l'appello del procuratore sia certamente più autorevole del mio, però certamente mi ci unisco, è chiaro. Avete sentito per caso la famiglia, si è fatta sentire la famiglia di Filippo Turetta? Non so nulla di questo, non mi esprimo. Grazie a voi. Grazie. Stefano Tigani, avvocato della famiglia Cecchettin, queste le parole pronunciate più o meno 45 minuti fa al microfono di Anna Maria Parisi. Chiaramente davanti alla casa dei Cecchettin c'è questo drappello di giornalisti che cercano di capire, di cogliere le reazioni, le battute dei familiari che fino a ieri sera appunto parlavano, speravano, lanciavano appelli e davano anche il loro contributo, le loro ricostruzioni. Lo avete sentito, il discorso del secondo telefonino, magari poi ritorneremo anche sulle parole dello zio di Giulia, perché potrebbero essere utili per rintracciare a questo punto Filippo, solo Filippo. Al telefono Rita Giannetti, telefono rosa di Treviso. Buongiorno Giannetti. Buongiorno a voi. Senta, è una giornata molto triste per il Veneto, così l'ha definita anche l'assessore regionale alle pari opportunità Elena Donazzan. È una giornata tristissima. Giannetti. Sì, io direi che non solo è una giornata triste, ma è l'ennesima giornata in cui una donna viene uccisa per il fatto di essere una donna, e viene uccisa da colui che l'aveva amata,
l'aveva scelta. Allora io credo che in questo momento non bastano le parole per raccontare questo ennesimo femminicidio. Però è arrivato anche il tempo in cui le istituzioni non devono solo reagire nel momento in cui avvengono queste tragedie, ma ci deve essere un'attenzione costante e attiva tutto l'anno, perché noi come centro antiviolenza è questo il nostro osservatorio. Storie come quelle di Giulia noi le incontriamo ogni giorno. Ogni giorno dobbiamo fare i conti con quello che l'istituzione e la politica non sta facendo per ridurre il fenomeno della violenza sulle donne, perché questo è l'aspetto grave. Siamo nel mese di novembre, siamo ad una settimana dal 25 di novembre, tutti parlano e vogliono dire qualcosa contro la violenza sulle donne, ma non servono questi momenti, serve un'attenzione e una presenza che va 365 giorni all'anno, perché Giannetti, questo è il lavoro. Diciamo che un giorno non basta. Un giorno non basta per sconfiggere, per parlare, per affrontare questo fenomeno. Poi mi sento di fare una considerazione, non so se la condivide. La violenza sulle donne non ha età, non c'è... non è una questione nemmeno, diciamo così, di educazione, di contesto sociale, perché qui siamo davanti a due giovani, li vediamo in foto, due volti puliti, due giovani che studiano all'università. Giulia doveva laurearsi, Filippo non aveva ancora raggiunto questo obiettivo, ma parliamo di un contesto culturale, insomma di un buon contesto culturale, parliamo di due giovani, quindi che vivono i loro tempi. E questo cosa ci dice, cosa ci suggerisce, Giannetti? Questa è la gravità della situazione, perché lo sappiamo, ma non solo perché lo diciamo noi, Centro Antiviolenza, perché è così in tutto il mondo. Che non esiste strato sociale, non esiste età che possa essere una variabile per le tragedie che succedono. Vuol dire che il fenomeno della violenza contro le donne è un fenomeno strutturale, insito nella nostra società. Quindi o noi lavoriamo in maniera molto forte e in rete assieme alle istituzioni, assieme alla cosiddetta società civile, per fare qualcosa 365 giorni all'anno, non nel preoccuparci nel momento in cui il fatto avviene, perché noi dobbiamo lavorare sulla prevenzione, dobbiamo lavorare con le giovani generazioni, perché proprio l'età giovanissima di questa ragazza la dice lunga come non sia sufficiente vivere in un contesto culturale adeguato come di sicuro lo era quello di Giulia, ma è invece necessario ragionare su questo tema, e su questo tema che abbiamo sempre ragionato noi donne, cioè devono cominciare a ragionare gli uomini, devono chiedersi tra di loro perché agiscono violenza nei confronti delle donne. Questo credo che nel 2023 sia un passaggio importante. Gli uomini devono cominciare a reagire rispetto a quanto sta succedendo, perché noi donne lo stiamo facendo da più di 50 anni. Non è una questione, Giannetti, di emancipazione femminile quanto di emancipazione maschile? Sì, ma di sicuro, cioè, le donne hanno fatto già la loro strada di emancipazione su moltissimi temi che vanno oltre quello della parità di genere, che vanno sulla famiglia, sull'indipendenza, l'autonomia economica, sulla propria carriera professionale. Però in questo momento è la parte maschile della società che dovrebbe cominciare ad affrontare questo fenomeno.
e quindi spingere un po' tutto quello, tutti i soggetti della società civile poi ad interrogarci perché avvengono queste tragedie, perché oggi è Giulia, ma fra 2 o 3 giorni ce ne sarà un'altra, fra 3-4 giorni un'altra ancora. Il 25 di novembre, che è la giornata internazionale contro la violenza di genere, cioè quasi ogni anno veniamo a conoscenza di altri femminicidi, quindi è arrivato anche il momento, io credo che dobbiamo dire anche basta questo, ma lo dobbiamo dire tutti quanti assieme, istituzioni, la politica, la costruzione di una rete di servizi che possano dare una mano concreta, ma non solo alle donne che si trovano in questa situazione, ma perché tutti, uomini e donne, siano consapevoli di che cos'è la violenza di genere, quindi quando si trovano a contatto con una donna che racconta le violenze che subisce, devono essere pronti a dare una mano, ad inviarla ai centri antiviolenza, a costruire una rete di protezione attorno a lei. Faccia conto che quando noi dobbiamo allontanare una donna per metterla in protezione è una delle cose più complicate nel Veneto nel 2023. Cioè non si riesce, ci sono poche case rifugio ad indirizzo segreto, sono quasi sempre piene, cioè a volte siamo costrette a trovare soluzioni che hanno quasi dell'assurdo, mentre questa dovrebbe essere per esempio un'azione che le istituzioni dovrebbero mettere in campo. Se una donna ha la possibilità di allontanarsi immediatamente dal compagno violento e ha necessità di essere messa in protezione, non deve aspettare né un'ora, ma neanche 24, ma neanche 3 giorni, ma neanche una settimana. Dovrebbe essere immediato, perché allora in questo modo tu dai anche una speranza alla donna che si è trovata in quella situazione di poter affrontare quello che le sta succedendo. Questo è il punto, parliamo spesso, no? Il termine inflazionato, l'espressione inflazionata, fare rete, però qua sì, forse ci sono dei segnali che sono stati sottovalutati. Sì, ma di sicuro, la rete tra i servizi e tra i centri antiviolenza, qui nel Veneto, anche nella nostra provincia, c'è. Non è solo sufficiente questo, perché questa rete deve essere anche sostenuta in maniera molto forte, ma soprattutto noi dei centri antiviolenza diciamo sempre si deve essere convinti che il fenomeno è un fenomeno strutturale, non è un fenomeno emergenziale, perché troppo spesso anche i media ne parlano come quasi fosse uscita l'emergenza della violenza nei confronti delle donne. La violenza nei confronti delle donne c'è sempre stata. Quindi che cosa vuol dire? Che ormai è strutturale dentro la società. Se noi dobbiamo scardinare una struttura, dobbiamo da un lato mettere in protezione e aiutare le donne che si trovano in queste condizioni. Dall'altro lato bisogna fare un grande lavoro di prevenzione, soprattutto sui giovani, un grande lavoro nell'ambito diciamo formativo, ma non una tantum, cioè si fa l'evento per il 25 di novembre o l'evento per l'8 di marzo perché così tutti quanti un po' si lavano la propria coscienza che hanno fatto qualcosa contro la violenza sulle donne, ma bisogna invece costruire una educazione all'affettività, alle relazioni, alla comprensione dei legami, a capire qual è la differenza tra un conflitto, che all'interno di una coppia è la cosa più normale che ci possa essere, e quando degenera invece nella violenza, per non dimenticare che la violenza sulle donne è un reato, anche se è solo violenza psicologica, è un reato. Questo va ribadito, Giannetti, fa bene a dirlo. Allora, io la ringrazio, grazie Rita Giannetti di Telefono Rosa
Treviso. Stiamo facendo queste riflessioni anche in vista del 25 novembre, della giornata internazionale per l'eliminazione contro la violenza sulle donne, ma chiaramente un giorno non basta, la mobilitazione deve essere generale, deve essere davvero quotidiana. Allora, in attesa di ricollegarci, questione di pochi attimi, con Anna De Roberto, che si trova a Torreglia, Vigonovo, con Anna Maria Parisi, e Barcis, la zona di Barcis, con Fabio Fioravanzi, che è stato raggiunto anche da Daniela Sizzia. Vi rifaccio sentire le parole dello zio di Giulia, Andrea. Perché ve le rifaccio sentire? Le ha pronunciate ieri sera, quando appunto non si sapeva quello che vi abbiamo detto in diretta a 12:10, 12:15, e quindi non sapeva che Giulia fosse morta, però ha dato degli elementi, ha dato delle indicazioni, importanti. Allora, solo un attimo, scusate, è tutto in... c'è per caso Fabio Fioravanzi? Chiedo alla regia. Mi sta sentendo? No. Allora, forse Fabio Fioravanzi, prima di farvi sentire le parole dello zio, andrei da Fabio Fioravanzi, se Fabio mi sente, forse non mi sente, forse non ha ancora azionato, sta prendendo posizione. Bene, allora, in attesa di collegarci con Fabio e Stefano Bozzi, risentiamo lo zio di Giulia, che dice: Filippo potrebbe trovarsi in qualche malga nell'Alto Bellunese, in Val Pusteria. Sentite. C'è una dichiarazione che ha aperto la casa, c'è una dichiarazione della procura che ha dato la possibilità di prelevare delle cose dalla casa di Filippo con meno difficoltà rispetto a quello che sarebbe servito con un altro atto, diciamo, più leggero. E c'è un filmato che però non dichiara niente, dichiara un'aggressione con ferite. Ma dal filmato non si può dichiarare che una persona sia morta o meno. Noi vogliamo pensare che Giulia sia ferita e viva insieme con Filippo. È giusto che per noi ci sia questa possibilità, sperare che stiano ancora insieme, e fino a prova contraria l'unico appello che io farò sarà per 2 persone vive che devono tornare a casa per noi. Devo fare un ultimo appello. La mia convinzione è che Filippo sta con Giulia in una condizione magari un po' precaria a livello di fisicità, e volevo dire a Filippo, se anche è successo un fatto che può essere deplorevole, però noi siamo contenti lo stesso se ce la porti a casa nelle condizioni in cui è, e se torni anche tu dalla tua famiglia, e la nostra famiglia, Gino, il papà, la sorella, Elena e Davide, tutti quanti, noi perdoniamo questa cosa, questo fatto, però volevo chiederti di riportare Giulia, e volevo un ulteriore appello. Credo che Filippo sia ancora in Italia, credo sia nella zona dove è stata vista l'ultima volta la macchina, credo io, è una mia convinzione, e credo che la macchina non si veda più in giro, non perché sia andata fuori Italia, ma perché sia nascosta in qualche garage, in qualche fienile, in qualche punto, e lui di qualche casa magari che viene utilizzata per le vacanze o fienili di qualche agricoltore. Vorrei che magari i cittadini che abitano nei luoghi di montagna, se vedono qualche movimento nelle case che normalmente sono dei turisti, vengono utilizzate dai turisti e che magari in questo momento sono liberi, se vedono delle luci accese, qualche riferimento che faccia pensare a una situazione diversa dalla normalità, segnalino alle forze dell'ordine.
immagino che anche Filippo in questi giorni non si sia fatto la barba, per cui la foto che viene pubblicata nei giornali o si vede alla TV sicuramente non riprenderà l'immagine che lui ha. Avrà la barba incolta, magari porterà anche un berrettino per non farsi riconoscere. State attenti e segnalate alle forze dell'ordine la presenza magari di questo ragazzo o comunque della macchina. E ricordo comunque Filippo, noi ti vogliamo bene anche se è successo questa cosa, te ne vogliamo perché vogliamo bene a Giulia, e se anche hai fatto del male a Giulia con questa aggressione, ti perdoniamo lo stesso, ce la riporti e la mettiamo in piedi noi e tu torni dalla tua famiglia che ti aspetta come noi aspettiamo Giulia. Erano le 11 di ieri sera, noi eravamo in diretta, c'era anche il barlume, quindi c'era un potente barlume di speranza, possiamo utilizzare questa espressione, non lo so, però avete sentito il trasporto dello zio, pronto a perdonare, riportacela, la mettiamo in piedi noi. C'era questo presagio, il presagio che gli avesse fatto del male, suffragato poi da quelle immagini della videosorveglianza a Fossò, le telecamere della Dior. E quindi c'era questo aspetto, c'era un linguaggio ancora conciliante nei confronti di Filippo per farlo tornare sui propri passi, però lo zio dice forse si trova in qualche malga, in qualche casa, controllate tutti, aiutateci. Queste le parole di zio Andrea, che a sentirle oggi mettono davvero i brividi, come ieri più di ieri. Allora, in attesa di collegarci con Fabio Fioravanzi, vi faccio sentire uno stralcio dell'intervista che un'oretta fa Fabio ha fatto al collega Padovan dell'ANSA, proprio sul luogo del ritrovamento. Sentite. Ci troviamo nella strada della Val Caltea. La strada Val Caltea mette in collegamento la località turistica del Piancavallo con l'altra località turistica di Barcis. È una strada che è usata pochissimo, e in questo periodo fuori stagione praticamente soltanto dagli abitanti di una piccola borgata, si chiama Pezzeda, che è poco oltre la località dove ci troviamo ora. E quindi c'è proprio assolutamente poco frequentata. Intanto ci spiegavi che dal 15 novembre, poco dopo dove ci hanno fermato il posto di blocco, non si può più andare oltre. Assolutamente, c'è un'ordinanza dei due comuni che chiude la strada al traffico proprio perché diventa pericolosa in caso di ghiaccio, di formazione di ghiaccio notturno o di nevicate. La località turistica di Piancavallo è famosa, in passato ha ospitato perfino la Coppa del Mondo di sci femminile. In caso di nevicate o di ghiaccio diventa pericolosa perché è tutta completamente all'ombra, e per questa ragione i due comuni emanano un'ordinanza per cui dal 15 novembre e fino a che le condizioni non migliorano la strada viene chiusa al traffico. Anche per questa ragione noi siamo, non soltanto per la presenza delle forze dell'ordine, siamo bloccati. La zona si chiama Pian delle More. Il Pian delle More è una località diciamo a metà strada tra Barcis e Piancavallo, località peraltro straordinariamente suggestiva, che però presenta molti punti in cui ci sono dei diruppi proprio appena sotto la carreggiata. C'è un vuoto nel percorso di Filippo, un vuoto temporale. Da Piancavallo di notte salire e scendere fino a questo Pian delle More, che tempo possiamo ipotizzare ci voglia? Pochissimi minuti, perché questa strada è lunga, in totale circa 12 chilometri. Per 20 minuti a salire, almeno sono strade strette, 20 ce ne vogliono a salire e 20 a scendere. Sì, io credo che l'elemento più particolare sia questo, che
la scelta del tragitto, perché noi sappiamo fin dalle prime battute delle indagini che la macchina era stata avvistata a Caneva. Caneva è nella zona pedemontana della provincia di Pordenone, più tardi è stata avvistata a Polcenigo e l'avvistamento successivo era stato alle dighe del Vajont, quindi a una trentina di chilometri più a nord. Però la svolta in queste indagini è arrivata soltanto l'altro ieri, quando la telecamera del Piancavallo è stata riaccesa dopo un periodo di manutenzione e ha registrato l'alert, ha registrato appena riaccesa il passaggio dell'auto. A quel punto gli investigatori hanno potuto capire che invece di fare la strada normalissima, quella pedemontana che da Caneva e Polcenigo conduce poi a Erto e Casso alla diga del Vajont attraverso gallerie amplissime, è stato scelto di salire in Piancavallo, quindi di fare tutta la salita tortuosa verso il Piancavallo, circa 15 km, e di ridiscendere poi verso il lago di Barcis, una strada assolutamente secondaria che conoscono peraltro in pochi, perché nessun navigatore satellitare ti manderebbe da questa parte. Quindi a quel punto agli investigatori sono venuti i dubbi che potesse essere un luogo, appunto, visto quanto è periferico, idoneo per quel tipo di situazione che si stava delineando. Allora, qualche istante e ci ricolleghiamo con Fabio Fioravanzi. È arrivata e fra poco si ricollega anche Daniela Sizzia con Lucio Zanato. È chiaro che tutti stanno arrivando in questa zona di Pordenone, al confine con la provincia di Belluno. Ed è chiaro che siano minuti concitati, si è parlato di quest'auto, dell'auto che sarebbe stata ritrovata, ma non è stato confermato nulla. Capite la concitazione nella quale operiamo un po' tutti, anche come operatori dell'informazione. Allora, tra l'altro vi posso dire che Anna De Roberto raggiungerà fra circa mezz'oretta il legale di Filippo Turetta, Emanuele Compagno, che questa mattina ha detto delle cose molto chiare relativamente al cellulare di Filippo. Il fatto che il cellulare di Filippo sia online non prova che il ragazzo, che il 22enne, sia vivo. Il cellulare di Filippo Turetta risulta quindi essere ancora online. Questo però non significa che il giovane lo abbia usato o lo stia usando. Il telefono risulta infatti disattivato, ma proprio per ragioni di server può ricevere messaggi anche WhatsApp. Il mittente vede semplicemente la doppia spunta grigia, conferma, come avviene per le PEC, che il server di Meta ha messo a disposizione per il messaggio al destinatario. È questa la spiegazione che l'avvocato di Filippo Emanuele Compagno, che raggiungerà la nostra Anna De Roberto fra poco, ha dato rispetto alle notizie di stampa su una presunta attività del telefono del 22enne scomparso da 7 giorni, perché di fatto parliamo di sabato scorso, dopo quell'incontro alla Nave de Vero, dove avevano mangiato un panino i due giovani. Quindi non prova il fatto che lo stia utilizzando il telefonino e non prova il fatto che Filippo sia vivo, questo l'altro aspetto. Vedo delle immagini dalla zona di Pordenone, chiedo alla regia che immagini sono, Tony? Ecco, quindi sono le immagini della zona monitorata dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine che per l'appunto stanno ancora operando senza sosta da ieri, soprattutto in questa zona dove si sono concentrati gli sforzi di tutti, pompieri, sommozzatori, i vari nuclei
Poi anche tutti i tecnici, sapete che in questi casi da un po' di tempo a questa parte si utilizza anche il drone e in appoggio anche agli elicotteri che pur sono stati utilizzati. In tanti di voi sicuramente li avranno sentiti sorvolare le loro case in questi giorni, perché di fatto è stata battuta tutta l'asta del Piave in primis, quindi da Macerata a Codissago, quindi tutta l'asta del Piave è stata ripercorsa in qualche modo a ritroso. Sentiamo, dove siamo qui, Tony? Ecco, tanta la commozione Vigonovo, per tutti, credo, per tutti. Scusatemi. Una storia che ha veramente coinvolto tutta l'Italia. Tutta l'Italia. Davvero una cosa straziante. Una signora. Un'amica. Io pensavo di aver visto il papà, scusate. No. Ah, beh, no. Ma chi era? Aspetta, chi era? Anna Maria Parisi. Anna Maria, mi senti? Una Anna Maria. passante. Anna Maria non mi sente, allora proviamo a ripristinare il collegamento con Anna Maria. Immagino questa fosse una conoscente, una parente di Giulia Cecchettin. Chiaramente adesso inizia l'andirivieni anche dalla casa dei Cecchettin per portare supporto, per portare solidarietà, per stringersi al dolore di questa famiglia. Fra poco dovremo essere in grado anche di collegarci con Daniela Sizzia. Non so se Daniela Sizzia riesce già a collegarsi con Lucio Zanato, oppure magari chiamiamola, perché mi dice ok, fammi chiamare, quindi vuol dire che Daniela Sizzia è pronta per noi, ha raggiunto il luogo del ritrovamento. L'altra finestra invece qual è quella che vedo, Tony? Possiamo mandarla in onda? Vedo dei movimenti. Queste sono in diretta? Sono in presa diretta? No, non sono in presa diretta, sono immagini della giornata. Qui, se non sbaglio, siamo a Torreglia. Allora, Daniela Sizzia, chiedo a Daniela Sizzia cortesemente di collegarsi per darci tutti gli approfondimenti e i dettagli appunto del momento. Ha raggiunto il posto con il nostro Lucio Zanato. Anna Maria Parisi è ancora davanti alla casa dei Cecchettin a Vigonovo e non so, è arrivato ora un messaggio audio del sindaco di Vigonovo, Luca Martello. Proviamo a vedere se riesco a mandarlo in onda, a farvelo sentire. Siamo pronti? Tony, posso inviarlo? Un epilogo doloroso e drammatico che ha sconvolto profondamente tutta la nostra comunità di Vigonovo e di Saonara. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Giulia, al padre, al fratello, alla sorella e a tutti i familiari. Tutti avevamo atteso e sperato in una conclusione diversa. Purtroppo si tratta dell'ennesimo femminicidio di una giovane donna e noi non possiamo smettere di indignarci e impegnarci per cercare di porre un freno al dilagare di episodi di violenza contro le donne. Ecco, quindi parole precise anche da parte del sindaco di Vigonovo, Luca Martello. Ormai si parla espressamente di violenza contro le donne, in questo caso di violenza nei confronti di una giovane donna di 22 anni, Giulia Cecchettin, che appunto è stata ritrovata questa mattina in un canalone tra Barcis e Piancavallo, quindi siamo in provincia di Pordenone. Queste sono immagini, chiedo sempre alla regia, arrivano da dove? Qualcuno mi sente per caso? Siamo sempre a Vigonovo? Vediamole. Ok, quindi no, non siamo ancora in grado di collegarci. Allora, vi mostro
Avete sentito appunto le parole di Luca Martello. Vi mostro un po' i giornali online come stanno trattando questo episodio, che chiaramente è in apertura di tutti i siti, non solo locali e regionali ma anche inevitabilmente nazionali. Trovato il cadavere di Giulia Cecchettini, il corpo era in un canalone tra Barcis e Piancavallo, Filippo incastrato dalla targa system, quindi il titolo resta quello che vi abbiamo dato prima. Il Mattino di Padova, trovato il cadavere di Giulia Cecchettini in un canalone fra Piancavallo e Barcis. E chiaramente questa è anche la notizia di apertura dell'Ansa.it, che fino a poco fa continuava a proporre la foto di Giulia con Filippo. Adesso invece apre così: trovato un corpo di una donna e quello di Giulia Cecchettin, il PM Bruno Cherchi, Filippo costituisciti, le parole che ha riportato anche poco fa la nostra Anna Maria Parisi, e le ha fatte commentare alla legale della famiglia Cecchettin Stefano Tigani. La sorella Elena posta su Instagram la foto che le ritrae in un selfie sorridente accanto a Giulia. I love you, le parole affidate ai social. Questa è la foto dalla sorella Elena. I legali della famiglia: adesso è il momento del dolore, l'auto dell'ex fidanzato non è ancora stata trovata, quindi un po' tutti stanno smentendo il fatto che l'auto sia stata ritrovata. Mercoledì scorso era in Austria, quindi l'auto di Filippo Turetta era in Austria mercoledì scorso. Questo lo stanno confermando un po' tutti, anche se il legale di Filippo, Emanuele Compagno, solo nella serata di ieri ci diceva che l'ultimo avvistamento era stato in qualche modo effettuato, segnalato nella zona di San Candido. Però capite, da San Candido all'Austria è veramente un affare di pochi chilometri, e appunto ci sarebbe una foto, anche qui una foto, un frame di una videocamera a Lienz, che come sapete è capoluogo della regione. Allora, vedo che nessun collega per il momento si è... La Daniela, c'è Daniela Sizia al telefono. Daniela, so che il collegamento non è facile, ci sono dei problemi ovviamente di connessione. Dici, dove ti trovi in questo momento, Daniela? Noi ci troviamo, buongiorno Cristian, buongiorno telespettatori, noi ci troviamo nel punto dove le forze dell'ordine hanno bloccato la strada, e qua a pochi metri c'è il corpo di Giulia. Qua è transitato da poco il padre di Giulia per il riconoscimento ufficiale, passato a bordo di un'auto dei carabinieri. Voi potete immaginare il volto davvero padre, che la seconda volta si trova di fronte ad un lutto. Non so se lo sentite, sopra di noi c'è un elicottero, perché Cristian si continua comunque a cercare l'auto di Filippo. È stato visto, dicono, in Austria, però l'idea è che lui sia potuto tornare in queste zone in questi giorni, e quindi si cerca ovunque. Abbiamo visto mezzi dei vigili del fuoco che stanno transitando lungo le strade, nei posti, perché qui ci sono ovviamente varie stradine, e quindi sto cercando di vedere se l'auto viene avvistata, e anche il sorvolo dell'elicottero alla ricerca appunto del Filippo. Qui abbiamo poca linea, però adesso cercheremo di ibridarci comunque con voi per cercare di farvi vedere. Quindi, questa scusa, è Daniela, la strada. Daniela, perdonami, tu stai dicendo una cosa molto precisa: si sta cercando Filippo, l'auto di Filippo, si stanno cercando anche loro. Sì, certo, era passata, prima era circolata una voce che l'auto era stata ritrovata. In realtà non è vero, l'auto non è ancora stata ritrovata, però ci dicono comunque si continua a cercare nei paraggi, perché insomma l'ipotesi, la possibilità che lui possa essere rientrato dopo averla lasciata qui in queste zone c'è.
c'è questa possibilità. Abbiamo sentito da poco passare l'elicottero, abbiamo visto mezzi dei vigili del fuoco che continuano a girare per queste strade e si cerca insomma di capire se lui l'ha solo lasciata. Pensiamo insomma che lui si è fatto dalla zona insomma dove è stata aggredita Giulia fino a qui con la ragazza a bordo e poi l'ha lasciata qui in un canalone dove purtroppo è stata trovata questa mattina davvero a pochi metri dal lago di Barcis. Adesso noi, Cristian, proviamo a collegarci con voi per farvi vedere e ci ricolleghiamo appena possibile, se no scendiamo un po' per potervi far vedere. Perfetto, perfetto. Daniela Sizia, che si trova appunto sul posto del ritrovamento con Lucio Zanato, e quindi hanno raggiunto anche i colleghi Fabio Fioravanzi e Stefano Bozzi, perché appunto c'è tanto da capire, c'è tanto da raccontare, e gli occhi non solo del Veneto, del nord-est, ma di tutta Italia e non solo, mi verrebbe da dire, sono puntati su questo lembo di Pordenonese, dove oggi è avvenuta questa tragica scoperta, questo ritrovamento che appunto segna l'epilogo di una vicenda che ha lasciato il Veneto con il fiato sospeso per una settimana. Allora, forse, ecco, adesso vi mostro queste immagini del mattino di Padova, è l'arrivo del papà di Giulia sul posto, sono le immagini quindi del mattino di Padova, possiamo mandarle in onda, Tony, cortesemente. Le immagini da computer, eccole qua, dal mattino di Padova. Ecco, questo è l'arrivo del padre di Giulia nella zona del ritrovamento della figlia, papà di Giulia, che fino a mercoledì ha parlato. Fino a mercoledì quest'uomo ha trovato la forza di appellarsi alla figlia, a Filippo, ha trovato il modo, la forza di dire: Filippo, ritornate, vi perdono, ti perdono. Ovviamente da 2 giorni non parlava più il papà di Giulia, non parlava più, e parlavano per lui lo zio Andrea che avete sentito poco fa, i cugini, in parte anche la sorella, e quest'uomo ovviamente potete capire è distrutto dal dolore, che ha perso poco tempo fa anche la moglie, quindi un quadro veramente devastante da tutti i punti di vista. Allora, lì questo è l'altro papà che vi abbiamo fatto sentire prima, il papà di Filippo, che ha continuato in questi giorni invece ad appellarsi al figlio, ritorna, però appunto di Filippo non c'è ancora nessuna traccia, e appunto adesso si parla di questo frame a Lienz, quindi siamo sul confine austriaco ed è sulla traiettoria di fatto che poi è stata imboccata da Filippo sabato notte. Quindi questo è il quadro della situazione. Allora, fra poco Anna De Roberto raggiungerà Emanuele Compagno, l'avvocato di Filippo Turetta, e dovrà chiarire diversi aspetti. Bisogna anche capire se l'avvocato Emanuele Compagno, così come richiesto, abbia preso visione dei nastri, delle immagini della videocamera in zona industriale a Fossò. Queste immagini cosa sono, Tony, quelle che vedo sullo schermo? Mi puoi aiutare? È per caso Daniela che si sta collegando? Forse è Daniela che si sta collegando, però appunto ci sono dei problemi dovuti chiaramente al luogo. Lo vedete poi sempre sul Mattino di Padova, ci sono le interviste che anche noi vi abbiamo riproposto finora senza soluzione di continuità da quando vi abbiamo dato la notizia a mezzogiorno e 10 del ritrovamento di Giulia. Allora, io vi riproporrei, se è pronto Tony, se riusciamo a trovarlo, vi riproporrei l'avvocato Tigani,
l'avvocato Tigani, la lanciata dell'avvocato Tigani. Ve la ripropongo perché è importante. Possiamo mandarla in onda, Tony? L'avvocato Tigani, la lanciata che abbiamo mandato in onda poco fa. L'avvocato della famiglia, ecco, non questo, quello di oggi, quello poco fatto, realizzato da Anna Maria Parisi poco più di un'ora fa. E poi ovviamente passo il testimone al direttore Luigi Baccialli che è arrivato da poco. Allora dovrebbe esserci questo invece, queste sono le parole, possiamo sentire anche queste, Tony, perché sono importanti. L'avvocato Emanuele Compagno, così come si esprimeva fino a questa mattina sostanzialmente, fino al ritrovamento del corpo di Giulia. Quindi ripartiamo dalle parole di Emanuele Compagno e poi appunto passo il testimone al direttore Luigi Baccialli. Se ci fossero state delle intenzioni cattive non ci sarebbe stato questo riaccompagnamento a casa, se c'era l'intenzione di far del male alla ragazza. Il loro rapporto nel corso degli ultimi mesi era un rapporto tutto sommato sereno, si cercavano anche reciprocamente, non avevano, diciamo così, avuto screzi. Sì, c'erano quell'atteggiamento di gelosia classica di ragazzi di 20 anni che si cercano spesso, si mandano spesso messaggi. Esclude la premeditazione l'avvocato Emanuele Compagno, assegnato d'ufficio a Filippo Turetta all'indomani dell'apertura di un fascicolo che lo vede indagato per tentato omicidio. La dinamica la esclude, ne è convinto. Significa che la premeditazione non c'è, altrimenti avrebbe attuato un metodo diverso. Quindi è evidente che quello è un caso eccezionale, è un evento che è successo, una fatalità. L'avvocato, che ha incontrato ieri pomeriggio per la prima volta la famiglia Turetta, non ha ancora potuto visionare il video in mano alla procura che confermerebbe la violenza perpetrata da Filippo sulla ragazza anche quando era ormai a terra, così come il tentativo di impedirne la fuga. In queste ore intanto arriva anche la conferma da parte dell'Università di Padova del fatto che Filippo si fosse rivolto al servizio di aiuto psicologico offerto gratuitamente dall'Ateneo tramite il Centro Ateneo dei Servizi Clinici Universitari Psicologici in collaborazione con ESU. Ne aveva fatto richiesta, sì, ma non è confermato se poi ne avesse effettivamente usufruito. Il legale, nominato soltanto ieri, ha diffuso il suo numero di cellulare affinché Filippo, magari nella difficoltà di rivolgersi direttamente alla famiglia, possa contattarlo. Tutti quanti pensiamo che le soluzioni, anche le più drammatiche, vengono comunque messe in conto in un senso o nell'altro, che possono riguardare solo Giulia, che possono riguardare anche lui, quindi i pensieri che ci possono balenare sulla testa sono difficili da affrontare, da pensare e in qualche maniera da interiorizzare. Però quindi l'unico modo per affrontare questa vicenda è quella di sperare che Filippo possa tornare, ecco, insieme a Giulia. Eccoci qua di nuovo in diretta, ringrazio Christian Arboit per aver tenuto la linea fino ad ora. Avete visto, abbiamo tutti i nostri inviati nelle zone in cui continuano le ricerche, perché si cerca ancora di rintracciare Filippo Turetta, ma purtroppo la notizia è arrivata oggi, piombata oggi all'improvviso, è stata quella del ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin. Davvero si sperava ancora, qualcuno sperava ancora. Noi ieri abbiamo detto nella diretta di Focus che ormai le speranze erano ridotte al lumicino e che anzi in queste circostanze l'ipotesi peggiore poi alla fine prevale e si avvera, cioè quella della morte della vittima di questo carnefice, e in genere poi manca anche, in questi casi c'è sempre il tassello del suicidio di chi si è reso responsabile di atti così gravi. Però vediamo l'intervista di cui vi parlava prima Christian Arboit, cioè all'avvocato della famiglia Cecchettin, l'avvocato Tigani. Sentiamo. Sono riuscito a avvisare il papà prima che lo sapesse da altre fonti. È una giornata tragica, dolorosa,
e dobbiamo andare avanti e adesso è il momento anche dell'accertamento delle responsabilità, delle dinamiche e confidiamo ancora nel lavoro degli investigatori per il prosieguo, non vorrei aggiungere altro. Il procuratore ha fatto un appello affinché Filippo si costituisca. Mi sembra giusto, mi sembra corretto, non ne avevo dubbi, glielo ribadisco a questo punto anch'io. È un momento in cui dobbiamo però, almeno per adesso, stringerci attorno alla famiglia, chiediamo anche un po' di discrezione se possibile, anche perché adesso non ci sarebbe molto da aggiungere se non quello che purtroppo già sappiamo e in parte ci aspettavamo. Le posso chiedere, il papà appunto di Giulia abbiamo visto è stato accompagnato dalle forze dell'ordine, dove si trova in questo momento, qualche piccolo dettaglio? Questo non mi voglio esprimere. In questo momento su questo non mi esprimo. Senta, la famiglia è stata nel dolore, c'è un via vai di amici, di parenti, è un momento anche di tutta la comunità. È una famiglia straordinaria, è una comunità straordinaria, credo che sia bello questo, ma non avevo dubbi francamente, anche perché lo abbiamo visto in questi giorni, tutta l'Italia si è stretta intorno a questa però purtroppo ennesima tragedia e credo che su questo dovremo fare tutti una riflessione anche per il futuro, perché non ne possiamo più, francamente. Vuole fare anche lei un appello a Filippo? Credo che l'appello del procuratore sia certamente più autorevole del mio, però certamente mi ci unisco, è chiaro. Avete sentito per caso la famiglia, si è fatta sentire la famiglia di Filippo Turetta? Non so nulla di questo, non mi esprimo. Grazie a voi. Grazie. L'avvocato della famiglia Cecchettin, Cristian Arboe, vi ha già raccontato quella che è stata la reazione, il dolore della famiglia alla notizia della morte, del ritrovamento del corpo di Giulia. Poi il papà è partito per la zona del ritrovamento. Abbiamo collegati Daniela Sizzia, Fabio Fioravanzi da Barcis e poi da Torreglia Anna De Roberto, e abbiamo anche Anna Maria Parisi da Vigonovo. Sentiamo dal Gazzettino dichiarazione di un'amica di Giulia che si chiama Emma. Sentiamo cosa ha detto. Come ti chiami? Sono Emma e sono un'amica di Elena, la sorella di Giulia. Vi conoscete da? Ci conosciamo da 10 anni di più. Hai detto che hai fatto danza insieme con Elena, giusto? Ho fatto danza insieme sia con Elena che con Giulia. Elena l'ho conosciuta in autobus. Sì, aspetta. Giulia l'ho conosciuta a danza e insomma ci vedevamo ogni settimana, ho fatto delle lezioni. Questi giorni sei venuta a casa? Certo. Anche insomma, si sta accanto alla famiglia più che si può, perché non ci sono parole per descrivere quello che è successo. Sì. Adesso mi hai detto che cercavi di portare un abbraccio a Elena. Sì, speravo. Sono venuta qui appunto per vedere se era il caso di entrare in casa e abbracciarla a famiglia, però credo che la situazione sia... Che cosa ci puoi raccontare di Giulia? Che era una ragazza dolcissima e intelligente, che era riuscita a portare a termine i propri studi pur avendo vissuto la mancanza della mamma l'anno scorso e che credo che per lei la relazione per lei era finita. Il fatto che una persona si sia permessa di decidere la fine della sua vita in questa maniera qua deve essere fatta giustizia. Assolutamente, è quello che speriamo tutti. Grazie. Allora, questa era un'intervista di una collega del Gazzettino ad un'amica di Giulia, Emma, che la conosceva bene, che ha detto alla fine di queste dichiarazioni deve essere fatta giustizia. Intanto era stata smentita la notizia uscita circa un paio d'ore fa, secondo cui
secondo la quale nella zona del ritrovamento del corpo di Giulia sarebbe stata ritrovata l'auto, la famosa punto nera guidata da Filippo Turetta. È stata smentita ufficialmente la presenza dell'auto. La presenza dell'auto faceva supporre che potesse esserci in zona anche l'assassino di Giulia, ma a questo punto si propende per una fuga che sta continuando. C'era stata una segnalazione dall'Austria, non sono poi arrivate conferme ufficiali, però Filippo Turetta alla fine di questo folle giro del nord-est era stato a Sacile, è tornato verso Vigonovo, poi è ripartito per l'A27 diretto a Cortina d'Ampezzo. Pare sia stato in quella zona tra Cortina d'Ampezzo e Dobbiaco per 3 giorni, e quindi potrebbe aver continuato questa corsa e potrebbe essere ancora in fuga, tanto è vero che, come sapete, ieri è stato emesso un ordine di cattura internazionale conseguente ai rilievi sui capelli, sul sangue ritrovato a Fossò, che hanno confermato che in quella strada, la quinta strada di Fossò, nella zona industriale, vittima dell'aggressione brutale era stata proprio Giulia, che era stata caricata in macchina, costretta a restare nell'abitacolo, ha tentato di fuggire dopo una lite davanti a pochi metri da casa sua a Vigonovo, ma lui l'ha riportata in una zona isolata, la zona industriale di Fossò, perché probabilmente aveva premeditato questa aggressione, l'ha colpita con calci e pugni, lei ha tentato di fuggire, l'ha inseguita, l'ha nuovamente colpita e poi l'ha caricata in auto ed è ripartito. Questo è stato, diciamo, il film horror della fine di questa povera ragazza. Vediamo la svolta nelle indagini. È avvenuta con la riaccensione della telecamera di Piancavallo. Sentiamo cosa ha detto al nostro collega Fabio Fioravanzi, il corrispondente dell'ANSA del Friuli Venezia Giulia, Lorenzo Padovan. Sentiamo. Ci troviamo nella strada della Val Caltea. La strada Val Caltea mette in collegamento la località turistica del Piancavallo con l'altra località turistica di Barcis. È una strada che è usata pochissimo, e in questo periodo fuori stagione praticamente soltanto dagli abitanti di una piccola borgata, si chiama Pezzeda, che è poco oltre la località dove ci troviamo ora. E quindi proprio assolutamente poco frequentata. Intanto ci spiegavi che dal 15 novembre, poco dopo dove ci hanno fermato il posto di blocco, non si può più andare oltre. Assolutamente, c'è un'ordinanza dei 2 comuni che chiude la strada al traffico proprio perché diventa pericolosa in caso di ghiaccio, di formazione di ghiaccio notturno o di nevicate. La località turistica di Piancavallo è famosa, in passato ha ospitato perfino la Coppa del Mondo di sci femminile. In caso di nevicate o di ghiaccio diventa pericolosa perché è tutta completamente all'ombra, e per questa ragione i 2 comuni emanano un'ordinanza per cui dal 15 novembre e fino a che le condizioni non migliorano, la strada viene chiusa al traffico. Anche per questa ragione noi siamo, non soltanto per la presenza delle forze dell'ordine, siamo bloccati. La zona si chiama Pian delle More. Il Pian delle More è una località diciamo a metà strada tra Barcis e Piancavallo, località peraltro straordinariamente suggestiva, che però presenta molti punti in cui ci sono dei diruppi proprio appena sotto la carreggiata. C'è un vuoto nel percorso di Filippo, un vuoto temporale. Da Piancavallo di notte salire e scendere fino a questo Pian delle More, che tempo possiamo ipotizzare ci voglia? Pochissimi minuti, perché questa strada è lunga in totale circa 12 chilometri. 20 minuti a salire, almeno sono strade strette, 20 ce ne vogliono a salire, 20 a scendere. Sì, io credo che l'elemento più particolare sia questo, che la scelta del tragitto, perché noi sappiamo fin dalle prime battute delle indagini che la macchina era stata avvistata a Caneva. Caneva è nella zona pedemontana della provincia di Pordenone, più tardi è stata avvistata a Polcenigo e l'avvistamento successivo era stato alle dighe del Vajont, quindi a una trentina di chilometri più a nord.
Però la svolta in queste indagini è arrivata soltanto l'altro ieri, quando la telecamera del Piancavallo è stata riaccesa dopo un periodo di manutenzione e ha registrato l'alert, ha registrato appena riaccesa il passaggio dell'auto. A quel punto gli investigatori hanno potuto capire che invece di fare la strada normalissima, quella pedemontana che da Caneve Polcenigo conduce poi a Erto e Casso, alla Diga del Vajont, attraverso gallerie amplissime, è stato scelto di salire in Piancavallo, quindi di fare tutta la salita tortuosa verso il Piancavallo, circa 15 km, e di ridiscendere poi verso il lago di Barcis, una strada assolutamente secondaria che conoscono peraltro in pochi, perché nessun navigatore satellitare ti manderebbe da questa parte. Quindi a quel punto agli investigatori sono venuti i dubbi che potesse essere un luogo, appunto, visto quanto è periferico, idoneo per quel tipo di situazione che si stava delineando. Padovan, intervistato da Cristiano Fioravanti. Vediamo i titoli del Gazzettino. Trovato il cadavere di Giulia Cecchettini, il corpo era in un canalone tra Barcis e Piancavallo. Filippo, come avete sentito, è stato incastrato dal Targa System. Il papà di Giulia esce di casa per andare a riconoscere la figlia nella zona di Barcis, e i post di addio sui social della sorella e del fratello di Giulia: ti amiamo, ma nei post esplode anche la rabbia. Adesso possiamo vedere le immagini del ritorno a casa del papà di Giulia, che è stato sul luogo del ritrovamento per l'identificazione del corpo. Vediamo. Sincere, veramente. Sincere. Condoglianze, Gino? Condoglianze. Condoglianze, signor Gino. Condoglianze. Abbracci anche i figli da parte nostra. Scusate. No. Vado. Davvero un altro colpo durissimo per quest'uomo. Adesso lo vediamo in queste immagini mentre esce di casa. Vediamo con Fabrizio Bazzoni, lo vediamo uscire di casa. Proprio era diretto questo pomeriggio nella zona del ritrovamento del corpo con un'auto dei carabinieri. Era uscito senza rilasciare dichiarazioni. Ovviamente un dolore fortissimo, dicevo, che si aggiunge a quello dell'anno scorso, la morte della moglie e madre di Giulia. È stato un lutto che tutta la famiglia ha tentato di superare, ma erano ancora molto evidenti i segni di questo lutto non del tutto elaborato. Vediamo un altro servizio, e cioè quello del papà di Filippo. I genitori sono stati in caserma dei carabinieri a Teolo, qui parliamo dei genitori di Filippo Turetta, nessun dettaglio per lo spostamento che riguarda gli spostamenti dell'auto, che sembra però ancora in movimento, come dice il padre. Vediamo. Ragazzi, se ci vedete tornate. Filippo, amore, siamo qua, ti aspettiamo, qualsiasi cosa sia successa fatevi sentire, venite a casa, qualsiasi cosa si risolve. Nicola Turetta, all'uscita della caserma dei Carabinieri di Teolo, ripete l'appello accorato a Filippo e Giulia. Il percorso in auto del figlio è ancora poco chiaro. Filippo con sé aveva contanti le zone del Bellunese, del Pordenonese, dice il papà, le conosceva per la sua passione del trekking. Purtroppo ancora non abbiamo nessuna novità, abbiamo sempre queste speranze che ci lasciano comunque ancora viva di trovarli, perché però anche queste segnalazioni non si ha ben capito quali siano quelle più reali, insomma, però
sembra che ci sia la macchina comunque in movimento, insomma. La macchina è stata vista in più punti, ma non ci sono conferme degli ultimi avvistamenti, neppure quelli verso il confine con l'Austria. Però le ricerche continuano e c'è la speranza che la cosa si risolva, che i ragazzi soprattutto tornino a casa, stiano bene. Sulla questione della laurea e la possibilità che Filippo fosse preoccupato per questo traguardo di Giulia, papà Nicola risponde così. Lui era orgoglioso di lei che si laureasse, quindi questo aspetto non lo so. Lui gli mancavano ancora 3 esami, quindi sarebbe andato alla sessione di marzo. Filippo sembrava tranquillo. I genitori sono preoccupati per la descrizione fatta finora del figlio e ribadiscono che il ragazzo voleva molto bene a Giulia. Questa cosa sembra che è uscita, che sembra che fosse quasi stalking suo, che la ragazza, praticamente so che la Giulia ha continuato a uscire, usciva tranquillamente con lui, non è che fosse ansiosa o sapesse di essere, andava, passava il pomeriggio con lui, andava al McDonald's e quindi era tranquilla. Che poi lui avesse forse la speranza di tornare con lei, sì, perché dopo era già successo anche che si erano lasciati anche nella precedente, ancora a marzo la prima volta, poi insomma poi si frequentavano comunque in tutti questi 2 o 3 anni, lei la loro relazione che io sappia insomma non le ha toccato neanche mai con neanche un cappello. Neanche un cappello, questo era un brano di intervista dell'altro giorno e il ritratto di questo ragazzo era quello di un bravo ragazzo che però evidentemente aveva qualche problema perché così improvvisamente da comportamenti considerati normali passare addirittura a un'aggressione talmente brutale ad arrivare a scaricare il corpo della sua ex fidanzata in un canalone ne corre, quindi era un ragazzo evidentemente che avrebbe avuto forse bisogno di assistenza e di cura prima che questa rabbia trattenuta esplodesse in maniera tanto grave. Vediamo intanto i titoli del Corriere delle Alpi. Trovato il cadavere di Giulia Cecchettin in un canalone fra Piancavallo e Barcis, tragico epilogo delle ricerche della giovane scomparsa. Il PM titolare dell'inchiesta sul luogo del ritrovamento in provincia di Pordenone, smentita da fonti investigative la notizia del ritrovamento dell'auto di Filippo Turetta, come vi dicevo prima. Tra poco ci colleghiamo, anzi è pronta Anna Maria Parisi da Vigonovo, di fronte alla casa della famiglia Cecchettin. A te la linea Anna Maria. Sì, eccoci direttore, buonasera. Ecco qui, come vedi, è iniziato il via vai di gente in pellegrinaggio praticamente lungo qui casa della famiglia Cecchettin, che amici, conoscenti, anche gente comune che passeggiava e conosceva Giulia perché si faceva amicizia, dicevano, per via del cagnolino. Tanti avevano in comune la passione per i cagnolini, ecco, tante le persone che sono venute a portare un fiore, un bigliettino, un cuoricino e insomma un pensiero con anche una lettera che si trova poco vicino, qui vicino a noi, alla famiglia Cecchettin. Abbiamo sentito il padre poco fa, è rientrato da Barcis, che nelle pochissime parole ha detto: non voglio più aggiungere niente a questo dolore straziante, e come dicevi tu direttore è stata smentita dalle forze dell'ordine, dai carabinieri di Pordenone, la notizia che
la notizia che sarebbe stata ritrovata l'auto di Filippo lungo il parcheggio del lago di Barcis. Quindi la notizia lo ha riferito all'ANSA il portavoce del comando provinciale dei Carabinieri di Pordenone. Proseguono quindi le ricerche attorno al lago e nelle zone circostanti alla ricerca della vettura. E chiamerei un attimo, se ha un minuto da dedicarvi, qui il collega dell'ANSA Michele Galvan, che appunto ha un po' smentito questa notizia che circolava, anche se da più fonti investigativi, Michele, arrivava la notizia opposta. Sì, no, è una notizia che è stata data in mattinata, non da noi, e diciamo non aveva trovato nessuna conferma, e finalmente appunto gli investigatori da Pordenone ci hanno potuto dire che non c'era traccia di quest'auto, anche perché la presenza dell'auto nel luogo dove poi è stato trovato il corpo della povera Giulia sarebbe stato un controsenso investigativo, in quanto vorrebbe dire che chi era passato il giorno prima non si era accorto che l'auto era presente, quindi l'auto non poteva essere lì, non è stata ancora trovata, ed è l'ultimo tassello che purtroppo appunto manca ancora, o forse uno degli ultimi tasselli che mancano alla ricostruzione di questa vicenda così tragica, insomma. Una vicenda dall'epilogo veramente drammatico, cui resta ancora un minuto, so che devi andare a scrivere e a battere le ultime ansie, ma ti chiedo una battuta veloce sul fatto che sull'appello lanciato dal procuratore capo di Venezia, Bruno Cherchi, a Filippo, dice: Filippo, costituisciti. Insomma, questo fa propendere, e dici come sono andate le cose, dacci la tua versione dei fatti. Il magistrato, difatti, il dottor Cherchi spiega bene che questo appello è anche fatto nell'interesse dello stesso indagato. Ricordiamo che Filippo era indagato fino a ieri per tentato omicidio, purtroppo adesso questo fascicolo verrà cambiato in un'accusa di omicidio, e quindi è nell'interesse stesso del ragazzo raccontare come sono andati i fatti, perché questo poi e qual è stata la dinamica di tutta questa terribile vicenda, perché questo potrebbe avere una conseguenza su quello che poi sarà il percorso processuale, poi presumibilmente. Insomma. Ecco perché l'appello di... Allora, abbiamo al telefono, io ringrazio molto lo psichiatra, scrittore Paolo Crepè. Professore, grazie molte per essere con noi. Allora, una vicenda che ha impressionato tutto il paese. 2 22enni, protagonisti di una storia tragica. Mi pare fosse abbastanza prevedibile questo epilogo. Beh, adesso lo dicono tutti che era prevedibile, in realtà ho sentito ovviamente opinioni, ma naturalmente anche molte speranze, quello ci mancherebbe altro, che dobbiamo sempre sperare, così come continuo a sperare che quel ragazzo non abbia compiuto nessuna azione contro di sé. E possa rispondere naturalmente davanti alla magistratura di tutte le cose che evidentemente saranno provate. Ma detto questo, dobbiamo dire ai ragazzi e alle ragazze, perché vede, la cosa più notabile, diciamo, di questa terribile notizia è il luogo dove è avvenuta. Sì. Perché vede, c'è un certo facile sociologismo da 4 soldi che dice che un certo comportamento, una certa violenza maschile, una certa eccetera 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 è molto collegata a, in qualche modo, una periferia urbana di qualche grande città mediterranea, piuttosto che no, eccetera eccetera. Esatto. No, qua c'è nel pieno puro nord-est, quello ricco, quello con le belle villette, quelle delle famiglie che sembrano tutto la perfezione di tutto, eccetera eccetera. Quindi questo che è accaduto è la conferma che tutto quello che è stato detto in tanti anni sono dei pregiudizi. Sì. Che non hanno nulla a che vedere con la realtà. La realtà è peggiore di quello che noi abbiamo pensato, perché anche laddove ci dovrebbe essere
benessere non solo materiale ma anche psicologico. No, dovremmo pensare che questi ragazzi e queste ragazze si laureano, vanno a fare le loro e quindi le loro storie in giro per il mondo, quindi saranno sereni e pacifici? No, non è detto, non è affatto detto. E infatti non è così, c'è rancore, c'è mancanza di rispetto per l'altro, c'è incapacità a far fronte alla più banale delle frustrazioni. Sa cosa mi sono collegato mentalmente in queste ore? Mi sono molto arrabbiato, ancora di più, con tutti quegli insegnanti che oggi vogliono togliere i voti. È vero. E dice cosa c'entra? C'entra, perché quella è la scuola della frustrazione ed è giusto che sia mantenuta, perché se tu non conosci frustrazione nella tua vita per 20 anni o 22 anni, la prima volta che succede qualche cosa di grave, cadi e ti fai male. Ecco, professore, io vedo, so che lei gira proprio l'Italia parlando con i giovani, con le famiglie, a cui attribuisce dei comportamenti alle famiglie troppo buonisti, no? La famiglia che fa lo zainetto al ragazzo. Questo è il prodromo. Sì. Questa è l'introduzione a questa mancanza di capacità di far fronte ad una frustrazione. Se tu regali 22 anni di sì ai tuoi figli, il primo no è fatale. Questo che cerco di dire. Ecco perché è un'idea terribile, l'idea di togliere ostacoli durante la cosa, ma sarebbe come, non so, uno andasse a giocare a pallone e non ci possa essere la possibilità di fare un autogol. Ma certo che nella vita succede questo, è ovvio. Certo. Ma noi abbiamo voluto una vita, una crescita e un'educazione delle giovani generazioni in cui non succede mai niente. È una cosa terrificante. È vero. Professore, l'altro aspetto che impressiona è l'ingenuità, forse la dolcezza di questa ragazza che non ha saputo far fronte a quella che appare essere stata un tentativo ossessivo di riprendere una relazione sentimentale, no? Molte donne non riescono a liberarsi di questi uomini che arrivano, non dico allo stalking vero e proprio, ma a un'insistenza, a delle pressioni che dovrebbero indurre proprio a scappare, a lasciar perdere, no? Come mai non ce la fanno? Perché non ci riescono? Per la stessa ragione di quello che ho detto di prima, cioè così come qualcuno pensa che nell'amore ci sia la gelosia, la distruzione dell'altro, eccetera, eccetera, e così anche a volte gli adulti dicono, non dico che questo sia il caso perché non lo conosco, ma lascia poveretto, ci sta soffrendo tanto, ma come si fa a concepire, a maggior ragione in giovane età, che l'amore possa iniziare con poveretto? Certo. Ma cosa c'entra il pietismo con l'amore? L'amore è che mi piace e basta, non mi fai pena. Ma come si fa a dire? Non lo dice una signora di 80 anni? Certo. Come fa a dire una persona di 20? E allora noi adulti che a vario titolo, genitori, insegnanti, eccetera, intercettano questo, dobbiamo aiutarli, i ragazzi, a dire di no. Metti un punto, vai a capo, ricomincia la tua vita da un'altra parte, e questo non lo sappiamo fare. Professore, grazie molte, la ringrazio infinitamente. Grazie per essere stato con noi. Professor Paolo Crepè, psichiatra, scrittore di tantissimi libri di grande successo, soprattutto uno psichiatra che parla con le folle, perché spesso è nelle scuole, spesso è in tanti luoghi in cui appunto le persone vogliono cercare di capire che cosa fare per superare problemi all'interno della famiglia. Allora c'è la conferenza stampa
dell'avvocato della famiglia Turetta, credo Emanuele Compagno, così mi pare di aver capito Tony. Riusciamo a tornare eventualmente, se non è ancora iniziata la conferenza stampa, anche da Anna Maria Parisi? Ce la facciamo? Vediamo. Ha avuto il coraggio di voler aiutare quest'uomo. Non si è fermato. Va bene. Allora, tra poco ci sarà la conferenza stampa dell'avvocato Emanuele Compagno, l'avvocato d'ufficio della famiglia Turetta. Sentiamo, in attesa che parli l'avvocato della famiglia Turetta, cosa ha detto oggi il procuratore della Repubblica di Venezia, Bruno Cherchi. Sentiamo. Purtroppo il ritrovamento della ragazza ha cambiato un po' il quadro delle indagini. Certamente resta il problema di Filippo Turetta. Io penso che Filippo Turetta dovrebbe pensare di poter dare la sua versione dei fatti. Gli elementi raccolti certamente hanno dato un indirizzo di un certo tipo alle indagini, che sono state racchiuse in un primo momento in quel capo di imputazione, che chiaramente adesso verrà e dovrà essere modificato. Però è anche vero che dobbiamo ancora fare tutta una serie di attività di accertamento e di riscontro, non fosse ultima tutti gli accertamenti in tema di compatibilità con il sangue trovato e con tutti gli altri elementi. Sono tutte attività non ripetibili e quindi garantite dal codice di procedura penale, quindi dovrà partecipare anche l'indagato e gli eventuali consulenti di parte. Quindi in questo quadro io penso che il Turetta, anche nel suo interesse, possa poter dare una versione dei fatti in questo momento, quando ancora, diciamo, abbiamo questa situazione. È chiaro che prima o poi Turetta verrà ritrovato, perché come dire, gli elementi indiziari e indicanti consentiranno prima o poi di trovarlo, quindi è molto meglio, anche nel suo interesse, a mio avviso, che si consegni. Ma noi abbiamo avuto degli avvistamenti ancora in area montana dopo Cortina, però le dirò che a questo punto questi problemi sono marginali. Quello che ha cambiato l'impostazione delle indagini è il ritrovamento del corpo, evidentemente, quindi adesso faremo tutti gli accertamenti. Chiaramente se verrà disposta un'autopsia per accertare esattamente le cause della morte, e quindi tutti questi accertamenti, che sono accertamenti tutelati. Certamente si continuerà a cercare anche il ragazzo, ed è in questo quadro che ritengo che sarebbe opportuna una sua versione dei fatti. È stato trovato dello scotch, dobbiamo accertare se e a cosa è servito quello scotch, perché parliamo di scotch ritrovato per terra nella zona, sì, vicino a dove c'era il sangue, però comunque nella zona, quindi potrebbe essere anche scotch del tutto non collegabile o collegato alle nostre indagini, quindi è necessario che si facciano gli accertamenti col DNA per vedere la compatibilità. Bisogna ancora avere la pazienza di accertare esattamente come sono andati i fatti e quindi anche le modalità di questo posizionamento della ragazza nella macchina. È chiaro che le prime attività erano dirette alla ricerca, perché si sperava e si pensava e si sperava che i ragazzi fossero insieme o fossero vivi. Seppur magari con un certo coartamento nel trasferimento e nella fuga. Ora le cose sono cambiate, quindi anche l'ottica con cui si guardano questi elementi sono cambiati, però su questi particolari è necessario rivedere con calma le immagini, che, ripeto, non è che non siano state viste, però l'obiettivo iniziale era quello di trovare i ragazzi. Quindi adesso ripercorreremo tutti gli elementi con i tecnici che faranno e con i medici legali e con i carabinieri del RIS di Parma che faranno gli accertamenti. A questo punto io penso che in non molto tempo si potrà avere un quadro, se non definitivo, più completo. Allora credo sia iniziata proprio in questo momento la conferenza stampa dell'avvocato difensore della famiglia
Turetta, della famiglia di Filippo Turetta, cioè l'avvocato Emanuele Compagno. Sentiamo. Di Filippo fino a sabato. Sì, Ferdinando, buongiorno. Siamo qui nello studio di Dolo in via Matteotti, siamo nello studio dell'avvocato Emanuele Compagno che, come potete vedere, ha convocato i giornalisti per rilasciare le primissime dichiarazioni. Ha da poco congedato la famiglia che l'ha invitato a rendere l'ennesimo appello, a rilasciare l'ennesimo appello affinché Filippo possa tornare a casa. Ora lo avviciniamo per fargli alcune domande, dateci davvero pochi secondi, eccolo qui, lo avviciniamo. Eccoci avvocato, siamo in diretta su Antenna 3 e Rete Veneta, buongiorno. Allora, lei oggi era con la famiglia, come è arrivata la notizia alla famiglia del ritrovamento del corpo di Giulia? Allora, la notizia mi è stata data da un giornalista e io ho avvertito i genitori di questo. All'inizio era un condizionale, cioè non si sapeva se effettivamente si trattasse del corpo di Giulia, ma era circolata la notizia di un corpo di una donna, di una giovane donna. C'è da dire anche che in quel lago l'anno scorso era stata trovata il corpo di un'altra donna, quindi ciò sta a significare che in qualche modo quel lago viene anche vissuto, è anche, come dire, stato teatro di altre tragedie del genere. In quel caso, quando io ho comunicato la notizia ai genitori, loro erano molto provati, erano molto scossi, insomma, ecco. Le hanno riferito se quel lago avesse un significato per Filippo? L'avevano raccontato come una persona esperta di montagna, di trekking. Ha un significato quel lago per Filippo? Allora, no. Non ha un significato, io l'ho provato a chiedere, non è vero che fosse un esperto di trekking. Questa notizia che è circolata, secondo la quale lui era esperto di orientamento in montagna, in realtà è nata solo perché quando era giovane, quando era alle medie, quindi un bambino, aveva partecipato ad un corso, ad un'iniziativa in cui avevano prima fatto un percorso in gruppo e poi con una piantina avevano dato a questi bambini la possibilità di camminare, di fare un percorso come orientamento, insomma dei giochi che si fanno spesso a quell'età, magari col mondo scout, magari col mondo di questo tipo. Però nulla che abbia a che fare con una, come dire, esperienza particolare nel mondo della montagna, o che lui fosse un esperto che tutte le settimane andava in montagna, facesse cose legate al mondo della montagna. Sì, andava a camminare, sì, andava in qualche maniera a frequentare dei percorsi, però un po' come facciamo un po' tutti noi, ecco. Lei sa che cosa Filippo ha portato con sé? Gliel'hanno raccontato i genitori? Se avesse avuto attrezzatura da montagna? Se siamo a conoscenza di questo? No, da quello che io so lui è partito con uno zainetto che aveva sempre con sé, dove metteva dentro il cellulare, magari degli appunti, eccetera, però nulla che possa far pensare ad una permanenza in montagna per più giorni o addirittura la volontà di andare in alta montagna o altre cose del genere, insomma. Lei anche in questa sede è tornato ad escludere la premeditazione. Lei è sempre stato convinto che non ci sia stato nulla di premeditato nell'azione di Filippo. Allora, guardi, siamo abbastanza chiari. Cioè, se ci fosse stata la premeditazione, Filippo, quando ha vissuto questo momento alla Nave de Vero con Giulia, poi non l'avrebbe riportata a casa e lì in qualche maniera è iniziata una discussione. Ma se avesse voluto ucciderla e quindi ci fosse questa premeditazione, sarebbe andato subito in un posto nascosto, sarebbe andato subito magari in montagna, in luoghi. Invece lui che fa? La porta a casa. Poi nei giorni precedenti si erano sentiti, c'era stato comunque un inizio erano continuate comunque diciamo così, dei messaggi e si erano anche visti, poi si vedevano all'università. Quindi dubito altamente, anzi escludo che ci possa, ma ho visto che anche oggi i giornali davano le dichiarazioni del procuratore, il quale dice al momento non ci sono elementi per parlare di una premeditazione davvero. Credo che sia stata una lite, se è vero quello che vediamo nel video,
che io non ho ancora visto, ma che ci è stato raccontato nella stampa, se è vero che è successo questo, io la vedo come una lite finita male, una lite nella quale per una tragica fatalità sia successo l'irreparabile, e lì possa essere accaduto che ci sia stato da parte di Filippo una perdita in qualche maniera incontrollata della sua capacità di far fronte a quello che era successo e abbia agito in maniera inconsapevole quasi. Oggi di fatto Filippo è ricercato. Che cosa sappiamo della sua fuga? Che cosa sappiamo ad oggi di lui? Al momento nulla. Non abbiamo notizie di dove possa essere, di dove sia la macchina, se il telefonino si è acceso, non si è acceso, non abbiamo notizie, non sappiamo dove sia. Quindi non abbiamo avuto evidenza di nulla. Sono stati visionati i file del suo computer, c'è stata una perquisizione, cosa è stato portato via? Ecco, anche qua io non posso dire che cosa è stato portato via, mi viene fatta spesso questa domanda, però c'è un obbligo deontologico da un lato di non svelare elementi di un'indagine ancora segretata e dall'altro lato un divieto di legge da parte mia di spiegare quello che i dettagli di un'indagine, quindi io non posso sapere quello e non posso dire quello che gli inquirenti hanno fatto e che cosa hanno visionato oppure asportato oppure toccato eccetera. Perquisito eccetera, non lo posso dire. Senta, questa mattina lei è a conoscenza del fatto che i rispettivi genitori si siano parlati, c'è stato un contatto tra di loro oggi una volta avuta la notizia del ritrovamento di questo corpo? Non ho evidenze di questo, non credo, perché anzi tendo ad escluderlo, perché i genitori del ragazzo sono sempre stati con me, quindi non ho avuto evidenze di questo, di contatti telefonici, anzi hanno chiesto a me di lanciare un messaggio alla famiglia, cosa che io ho fatto immediatamente chiamando il loro avvocato, di vicinanza assoluta. È un dramma che coinvolge entrambe le famiglie, mai si sarebbero aspettati un epilogo di questo tipo, e la loro vicinanza a Giulia, alla famiglia di Giulia è massima, l'affetto, li abbracciano con tutto il cuore possibile e sono vicini, perché è un dramma che coinvolge veramente entrambe le famiglie e non si possono spiegare come sia stato possibile che il loro figlio abbia fatto una cosa del genere. Potrebbero cercare qualche forma di conforto oggi, la famiglia, abbiamo avuto notizie che starebbero da amici, parenti, insomma è difficile anche il rientro a casa, anche per evitare insomma di rilasciare dichiarazioni. Mi pare di capire che sono davvero sconvolti. Molto provati, possiamo solo immaginare, a prendere la notizia che il proprio figlio avrebbe ucciso una persona, che cosa può comportare a livello umano, a livello di sentimenti, a livello anche psicologico, quindi sono molto provati. Non so se loro andranno da qualcuno, se avranno qualcuno che li sostiene o li avvicina, certamente io più tardi li sentirò e voglio capire anche come stanno. Potrebbero nominare un legale per loro come famiglia, perché lei di fatto assiste Filippo? Sì, io assisto Filippo, loro potrebbero nominare un loro legale, non so in questa fase, sì, non hanno, ecco, se la risposta a questa domanda è se loro hanno delle indagini in corso che li coinvolge e quindi se hanno bisogno di avere un avvocato, devo dire di no, nel senso che al momento non c'è nessuna, non risulta nulla nei loro confronti, però per carità potrebbero sicuramente avvicinarsi a qualcuno, sì. C'è una frase che le ha detto papà Nicola che ci può riferire oggi? Le frasi che mi hanno detto è, a parte l'appello che si avvicini alle forze dell'ordine ovunque egli sia o a qualcuno che lo possa aiutare per tornare in Italia eccetera, sicuramente le loro espressioni sono state di grande incredulità per quello che hanno appreso, perché il loro Filippo non ha mai dato segni di violenza, segni di aggressività, è sempre stato buono con tutti, soprattutto con Giulia, l'ha sempre molto amata, gli faceva addirittura dei biscotti, glieli portava, quindi questa amorevolezza che a volte anche non si vede in ragazzi della sua età, però tutto... E forse si è trasformata in desiderio di possesso. Ecco, anche su questo desiderio di possesso che è stato descritto dalla famiglia, anche questo mi sento di ridimensionare molto quello che è stato detto,
perché da quello che so sì, si sentivano, la voleva vedere, però mai che lui sia andato sotto casa, l'abbia aspettata, l'abbia pedinata, l'abbia continuato a telefonare, le abbia in qualche maniera reso la vita difficile. È un modo che hanno i ragazzi dei 20 anni che non deve essere letto alla luce dei quarantenni, dei cinquantenni, che hanno tutt'altro modo di rapportarsi in un rapporto, chiamiamolo, di coppia. Ma i ventenni si mandano magari tanti messaggi in maniera continua, si cercano, vorrebbero stare sempre insieme. Quello che avviene in tante altre situazioni di questo tipo, da lì a parlare di qualcosa di morboso, di possessivo, ce ne passa, ecco, che io escluderei. Grazie avvocato. Non so se avete domande da studio, visto che insomma l'avvocato è stato così gentile anche. Grazie per quanto ci riguarda, Anna. Grazie a voi. Anna De Roberto con l'avvocato Emanuele Compagno. Adesso noi vediamo la ricostruzione fatta dal Corriere della Sera dell'aggressione di Filippo Turetta a Giulia, avvenuta a Fossò, nella zona industriale. Si tratta di alcuni schizzi che ricostruiscono quello che è stato un vero e proprio agguato. Vediamo. La zona industriale prova a scappare dall'appunto di Filippo che la rincorre. Vedete che hanno messo anche dei sottotitoli. C'è l'inseguimento. Turetta raggiunge Giulia e riesce a bloccarla sulla stessa strada e ovviamente con calci e pugni ha infierito sul corpo della povera ragazza. È stata colpita con violenza e sull'asfalto come sappiamo, sono state ritrovate tracce di sangue. E poi un sequestro di persona vero e proprio, esanime, viene trascinata con forza nell'auto che poi riparte a tutta velocità. E così diciamo, il Corriere della Sera ha ricostruito quella che è stata davvero una scena agghiacciante che nessuno avrebbe mai immaginato, perché ci sono le solite parole sul bravo ragazzo che evidentemente non era in grado di sopportare il trauma della rottura di una relazione, non sopportava l'idea che si laureasse prima di lui, Giulia, e che poi lasciasse Vigonovo per Reggio Emilia, dove intendeva iscriversi ad un corso di fumetti per imparare appunto a disegnare. Era una delle sue grandi passioni. Vediamo, queste sono immagini che sono state pubblicate sempre dal Corriere. Questo è il lago di Barcis, è qui che si sono concentrate le ricerche perché si era capito che l'auto di Filippo Turetta era passata da queste parti. Sommozzatori hanno cercato a lungo nelle acque di questo lago e poi però il corpo della ragazza è stato ritrovato tra Barcis e Piancavallo. Allora, dovremmo avere altri collegamenti appena qualcuno si ibrida, facciamo senz'altro vedere e sentire. Mi pare di vedere Fioravanzi, se non vedo male, direi diamo la linea a Fioravanzi se possibile, oppure torniamo da Anna Maria Parisi. Torniamo da Anna Maria Parisi a Vigonovo. A te, Anna Maria. Occhio. Anna Maria, a te di nuovo. Avevamo prima il professor Paolo Crepè, per cui abbiamo accorciato la tua diretta, ma riprendi pure la linea e raccontaci se ci sono altre novità, altri aggiornamenti. A te. Ma qua, direttore, si sta discutendo su quanto riportato dai verbali della Procura di Venezia, ovvero dove risalirebbe, quale luogo in cui risalirebbe la morte di Giulia Cecchettin, ovvero a Fossò, quindi l'orario rispetto invece a una dichiarazione con tanto di denuncia ai carabinieri del posto di un vicino di casa della famiglia Cecchettin che
parlerebbe di un'aggressione iniziata qui a Vigonovo, proprio a 2 passi da casa di Giulia. Vero è che personalmente non ho visionato la denuncia di cui insomma si sta dibattendo adesso, in questo momento, proprio tra noi giornalisti, tra i colleghi della carta stampata, così come delle televisioni nostre, anche con quelle del Nazionale, così anche con i colleghi dell'ANSA, perché naturalmente adesso il quadro, gli occhi sono puntati, così i riflettori accesi su quanto la Procura sta mettendo in luce, ovvero dall'accertamento della morte di Giulia, con il ritrovamento questa mattina del suo corpo ritrovato appunto a cadavere nei pressi del canalone vicino al lago di Barcis, all'aggressione, quindi quando sarebbe avvenuta la morte, se nel corso dell'aggressione, che parrebbe non fosse iniziata, cioè non fosse avvenuta soltanto a Fossò, ma iniziata già qua. Però, direttore, il condizionale d'obbligo, ripeto, perché personalmente non ho avuto modo ancora di leggere gli atti di cui ti sto riportando. Nel momento in cui avrò a disposizione gli atti potrò parlare di un qualcosa di più della morte concreto, però è relativamente importante, perché il fatto è che è morta questa ragazza, che sia deceduta a Fossò nella Quinta Strada, oppure durante il tragitto e poi scaricata a Barcis, lì nel canalone, insomma ha poca importanza, purtroppo. Sì, in effetti. No? Sì, sono d'accordo con te, ha poca importanza nel momento in cui i fatti ci parlano di una vita strappata, con tutti i suoi sogni, con tutti i suoi progetti presenti e futuri, a soli 22 anni, di una ragazza giovanissima che, come abbiamo anche raccolto dalle tante testimonianze, non soltanto degli amici di famiglia, oltre che dei familiari stessi, ma anche della gente che la conosceva anche così soltanto di vista, con cui aveva scambiato poche parole, viene descritta come una ragazza molto solare, allegra, propositiva, sempre con il sorriso, pronta ad aiutare gli altri, insomma una ragazza veramente perfetta, esemplare anche negli studi, nella vicinanza all'aiuto per gli altri, e quindi abbiamo visto anche, direttore, come tantissima una giovane donna. Chi era? Circa una mezz'ora fa avevi raccolto un'altra testimonianza? Sì, sono le persone che conoscevano Giulia, e quella persona a cui fai riferimento tu era una sua ex compagna di classe dell'universitaria, e quindi è stato veramente molto toccante anche il suo racconto, seppur breve, nella concitazione di un'emozione veramente incontenibile da parte di questa ragazza. È stata sua compagna di studi all'università, e quindi abbiamo visto, sì. E quindi abbiamo visto anche tramite le sue poche ma forti parole la forza, scusami il gioco di parole, di questa ragazza, di Giulia, 22 anni, ma già veramente una forza della natura, perché già anche laurearsi a soli 22 anni era indicativo del fatto di come fosse una ragazza molto presente anche a se stessa, focalizzata sui suoi obiettiun viene descritta anche Maria, dal padre. Grazie molte, riprendi la linea se avrai qualcun altro che possa darci altre informazioni su Giulia e su quant'altro. Intanto vediamo la sorella di Giulia, Elena, intervistata da Storia Italiana, che aveva detto un paio di giorni fa: ogni tanto quel ragazzo mi faceva paura, e ha raccontato un aneddoto. Sentiamo cosa ha detto.
Sì, che avendo parlato con persone vicine a Giulia, essendoci anche confrontati su quello che Giulia ci diceva, è emerso che con loro aveva parlato di aver avuto paura di Filippo, che dopo certi episodi lei proprio aveva scritto non era mai successo ma mi ha fatto veramente paura, sia per le parole che i gesti che ha usato, per poi ovviamente minimizzare quando si parlava di gesti e tutto quanto, dicendo no ma non è niente, però appunto in più occasioni ha menzionato il fatto che era preoccupata, cosa che con me non aveva mai detto direttamente, forse perché magari pensava che io potessi essere troppo protettiva nei suoi confronti, però appunto io non sono entrata a conoscenza di questa cosa solo recentemente ed è stata una cosa che mi ha ampiamente destabilizzato, diciamo. Sì, allora c'è questo episodio che mi è stato riferito che praticamente dovevano trovarsi con il gruppo dell'università, penso ad una certa ora, però dati gli orari dell'autobus Giulia avrebbe avuto bisogno di andare a Padova prima e quindi fare delle commissioni, occupare il tempo facendo delle commissioni. Filippo le aveva detto vuoi che venga con te? E lei ha detto no, guarda, preferisco stare da sola, fare le mie cose da sola e poi ci vediamo insieme con tutti gli altri amici, per poi arrivare a Padova, scendere dall'autobus e ritrovarselo in fermata dell'autobus. Quindi lui aveva di sua spontanea volontà deciso di presentarsi, nonostante lei gli avesse chiesto di rimanere da sola nel luogo in cui lei poi avrebbe dovuto appunto andare. Sì, quindi insomma è stato questo fatto che della sua presenza non richiesta e del suo non rispettare magari un qualcosa che Giulia aveva chiesto, insomma. Ecco. Per me è molto importante in questo momento, ovviamente sperando che le cose finiscano nella migliore delle maniere. Povera Elena, sperando che le cose finiscano nella migliore delle maniere, purtroppo è finita, peggio non poteva andare. Adesso andiamo in diretta da Fabio Fioravanzi. Dove ti trovi, Fabio? Grazie per la linea, chiedo scusa, purtroppo non ho il ritorno audio, non riesco a interloquire con lo studio, vado a braccio, mi segnala Stefano Bozzi che siamo in onda, ho il piacere di avere con me Maurizio Cioscon del Messaggero Veneto, noi siamo riscesi a valle del lago di Barcis, ormai credo sia impossibile vederlo, ma da quella parte, esattamente, forse si vede qualche lucetta in fondo, c'è l'abitato dove si era disposto il campo base, dove adesso non c'è più nessun mezzo. Questa mattina c'erano 10-15 mezzi di vigili del fuoco, ormai sono tutti rientrati, però le forze dell'ordine sono ancora tutte quante su nella montagna da cui si arriva salendo questa strada alle nostre spalle a Pian delle More, dove purtroppo è stato ritrovato il corpo ormai riconosciuto di Giulia. Notizie ce ne sono davvero poche, c'è una riservatezza assoluta, bocche cucite, ma ne vorrei parlare col collega appunto del Messaggero che conosce la realtà friulana molto meglio di me. Sì, appunto notizie sono molto scarse, però sappiamo che gli inquirenti stanno lavorando ormai da molte ore nella zona dove è stato trovato il corpo, quindi i riscontri li avremo probabilmente nelle prossime ore una volta sarà finito questo importante lavoro di indagine dei carabinieri, della procura, dei vigili del fuoco, insomma, che sono su e stanno dando una mano per fare piena luce su questo terribile delitto. Ecco, tra l'altro è una giornata di notizie date, smentite, una notizia che si è verificata inesistente, quella del ritrovamento della famosa grande punto nera. Certo, non era la punto nera di Turetta, che è ancora irreperibile, non si sa dove sia. Qui però almeno la sua presenza in questo momento non c'è. Lo stanno cercando, c'è anche il procuratore che gli ha fatto un appello, basta scappare, basta sfuggire, e chissà se l'ha sentito. Che poi dobbiamo domandarci se un ragazzo di 20 anni ha il coraggio di pensare a una prossima vita etichettato da delinquente, da criminale, da assassino, da passare in carcere. I criminologi in questi casi ipotizzano più probabile un suicidio rispetto che una consegna. Però è vero che c'erano gli elicotteri che sorvolavano e quando purtroppo della ragazza si sapeva che era morta, il sorvolo era proprio per cercare semmai l'auto.
Sì, probabilmente le forze dell'ordine e la procura hanno impiegato tutti i mezzi possibili per far luce anche su dove sia la macchina di Torretta, insomma. Però in questa zona qui non c'è, gli ultimi avvistamenti la davano pare in Austria, adesso vediamo gli sviluppi. Il titolo del Messaggero di domani su questa drammatica vicenda cosa potrebbe essere? Credo che lo faremo molto, molto più avanti durante la giornata, però insomma terrà banco. Potete tenere aperto il giornale fino a che ora? Beh, per questi fatti così grandi anche penso fino a mezzanotte, ma insomma la notizia al momento è purtroppo quella più tragica, cioè quella del ritrovamento di Giulia. Se tu dovessi scrivere il titolo, in questo momento si chiudere adesso il giornale e mettere un titolo oggi, cosa scriveresti? Niente, Giulia è morta, è stata uccisa, è ritrovata, più o meno una cosa del genere. Tra l'altro col papà che è venuto a riconoscerla. Ecco, un altro fatto ancora così più doloroso per questa famiglia veneta, già segnata da un grave lutto un anno fa con la morte della mamma, adesso la morte di Giulia a soli 22 anni. Credo che con questo abbiamo detto tutto quello che si poteva dire al momento, le bocche sono davvero cucite, c'è la massima riservatezza, nemmeno notizia del ritrovamento del corpo ci è stata data dalle persone qui presenti in loco, ma l'abbiamo saputa. Sì, certo, il riservo è strettissimo, dobbiamo aspettare un po' per capire esattamente i dettagli anche di questo ritrovamento. Possiamo dire che tra l'altro in questo momento dal posto di blocco, dalla sbarra che abbiamo visto, ci avevano detto che era a monte di dove ci eravamo fermati io e Stefano, perché salendo dietro i vigili del fuoco questa mattina, primo pomeriggio, a un certo punto abbiamo incrociato una macchina di carabinieri che si è messa di traverso per non farci salire. In realtà poi abbiamo capito adesso che la sbarra dove c'è il posto di blocco è molto più a valle di dove ci siamo fermati questa mattina io e Stefano. Dalla sbarra a Pian delle More, dove sono gli inquirenti in questo momento, pare ci siano 6-7 chilometri, quindi molta distanza, e hanno fatto salire una macchina di protezione civile, un giornalista dell'ANSA, un operatore che è Lucio Zanato, proprio il nostro operatore, e un fotografo, in modo che poi l'agenzia e operatore e fotografo diano le notizie, le immagini e le fotografie ai colleghi che stanno aspettando perché tutti possano avere qualcosa senza portare confusione su un luogo dove ogni particolare può essere delicato. Ricordiamo dove era stata buttata in un pozzo una bambina, non ci fu accortezza, la gente andò a calpestare il prato attorno rischiando di modificare, cancellare, danneggiare le prove. In questo caso si è fatta una scelta credo condivisibile, anche se poi chiaramente ciascuno sarebbe voluto essere quello che andava. Ripeto, hanno scelto nel caso dell'operatore Lucio Zanato, ma nulla ostava, non cambiava nulla, francamente se andava un collega lo diciamo con la massima correttezza, e penso anche per noi giornalisti il caso che abbiamo scelto l'agenzia, un'agenzia stampa che distribuisce a tutti, possa essere una cosa corretta. Sì, c'è stata questa scelta, vediamo con che notizie arriverà dagli altri colleghi il collega dell'ANSA, e poi insomma tireremo una riga in tarda serata su questa dolorosa vicenda. Grazie, allora per noi è tutto in questo momento, linea allo studio. Grazie molte a Fabio Fioravanti e al collega del Messaggero Veneto. Andiamo in pubblicità un paio di minuti e poi torniamo con nuovi aggiornamenti.